paese allo sbando, questa è la percezione della maggioranza degli italiani preoccupati per se stessi, per i figli e per il futuro. Una sensazione che traspare e troppo spesso è condivisa anche all'estero. Le agenzie di rating continuano ad esprimersi negativamente sull'economia e di conseguenza declassano l'Italia. L'ultimo giudizio negativo in ordine di tempo arriva dall'agenzia Fitch, che ha abbassato il voto dell'Italia da AA negativo ad A positivo, un outlook ancora una volta negativo che potrebbe portare in un futuro non troppo lontano ad un ulteriore declassamento. E una simile situazione non ce la possiamo permettere. Serve quanto prima dare una scossa decisa al sistema, prendere dei provvedimenti che favoriscano lo sviluppo delle infrastrutture, dei posti di lavoro e delle finanze e che allo stesso tempo riducano le spese. Invece la situazione appare ben diversa. Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteoli, ha dichiarato di non aver fondi da investire nelle opere pubbliche a causa dei tagli che colpiscono anche il suo dicastero. Un taglio di 6 miliardi, a tanto ammontano i fondi FAS, Fondo Aree Sottoutilizzate, che rischiano di essere tagliati, fondi destinati alla realizzazione di metropolitane, di opere ferroviarie come l'alta velocità e il ponte sullo stretto di Messina. La situazione non appare migliore per quanto concerne i posti di lavoro. Secondo i dati Istat, nel mese di agosto la disoccupazione si è attestata al 7,9%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 0,4% su base annua. Di contro, cresce il tasso della disoccupazione giovanile, attestatasi al 27,6%. Per non parlare dei tagli annunciati alla politica stessa. Riduzione del numero delle province, quelle sotto i 300.000 abitanti destinate a scomparire, accorpamenti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. Tutti tagli posticipati però a data da destinarsi. Si è ben consapevoli che l'inversione di queste tendenze non si ottengano con la bacchetta magica, ma che servano delle regole ferme e decise che arrivino da una classe politica solida, caratteristica che l'attuale classe dirigente non sembra più avere. Sono troppe le divisioni all'interno della coalizione e persino dei singoli partiti che lacerano il governo. E così Berlusconi si trova in contrasto col suo ministro dell'economia Giulio Tremonti. La Lega è spaccata e continua a richiamare i propri iscritti, dichiarandosi pronta a procedere all'epurazione di coloro che non condividano le linee guida del partito. Anche all'interno del PDL aumenta il numero di chi è convinto che il modello Zapatero possa essere un valido esempio da seguire. E tutto questo mentre il presidente Napolitano evoca il precedente storico di un governo tecnico di transizione e il governo subisce le critiche e gli attacchi da parte di Confindustria, di Confcommercio, dei sindacati e degli ordini professionali. A subire le conseguenze della situazione economica e politica, come sempre, i cittadini, che sono sotto scacco. Buonasera, bentrovati a TV7 Match. Avete visto l'argomento della serata, tutti sotto scacco, praticamente un popolo sotto scacco per via del non accordo fra la maggioranza, di tutti i problemi che ci sono attualmente in Italia, anche in Europa, però noi guardiamo in casa nostra, è davvero un momento difficile. Ecco, noi ne parleremo questa sera con i nostri graditi ospiti, voi da casa potete come sempre mandare i messaggi e potete telefonare. Inizio già a presentarli, iniziando da Ilario Simonaggio, segretario generale della FILT CGIL del Veneto, buonasera. Grazie di essere con noi. Il senatore Maurizio Saia, Coesione Nazionale. Buonasera. L'assessore provinciale di Padova della Lega Leandro Comacchio. Buonasera. Poi passo di qua e ho messo una clessidra per questo personaggio qui che lo saluto, mi permetto anche di scherzarci sopra perché è spesso nostro ospite, il consigliere regionale Veneto dell'UDC Stefano Valdegamberi, buonasera a tutti. Grazie di essere con noi, il consigliere comunale di Conegliano del PDL Marina Boffoni, grazie di essere con noi, Buonasera, il segretario generale della CIS Padova Adriano Pozzato, grazie di essere con noi, e Paolo Benvenu di Rifondazione Comunista, grazie Paolo di essere con noi. Da Verona, collegato, se lo vediamo in video, chiedo alla regia se me lo fa vedere, dovremmo avere, anzi ce l'abbiamo, eccolo qui di sicuro, l'onorevole Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori. Buonasera onorevole. Buonasera. La vedo, l'ho detto prima di iniziare la trasmissione, la vedevo più cupa, adesso la vedo già più sorridente. La diretta fa questo effetto, un po'. Va bene, Elisabetta Corazza con noi in console tra telefonate e messaggi. Buonasera Elisabetta.
Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri ospiti e ai telespettatori. Vi ricordo i numeri per intervenire con noi, potete chiamarci allo 049 80 777 53 oppure potete mandarci gli sms al 345 3341 171. Bene, allora iniziamo subito. Sotto scacco, benvenuto, inizio da lì, via, tanto per scaldare subito l'ambiente. L'Italia è sotto scacco da questo governo, da questa situazione difficile, poi andremo ad analizzare come costituire la nostra in questa trasmissione, tutti i numeri, avremo un'intervista a Zaia che è molto arrabbiato, al governatore del Veneto, abbiamo tante cose da dirci questa sera. Iniziamo così dal titolo della trasmissione. Siamo tutti sotto scacco oppure è un titolo esagerato? Siamo dentro una crisi generale, sistemica, una crisi che è cominciata nel 2008 e continua, siamo nel 2011, quindi sono passati già più di 3 anni e non si vede via d'uscita, insomma praticamente si è passata dalla crisi delle banche alla crisi dei debiti sovrani, cioè adesso il sotto attacco sono i titoli dei paesi sovrani, cioè l'Italia, ma non solo, anche la Spagna. Siamo di fronte a una situazione che è più grave nel nostro paese perché nel nostro paese c'è una congiuntura politica molto particolare, c'è una situazione di una estrema fragilità del quadro politico, un governo assolutamente incapace, privo di una prospettiva e sicuramente lacerato in maniera profonda al suo interno, quindi è molto difficile insomma, che se ne esca. Io credo che gli elementi strutturali di questa crisi siano profondi e non se ne esce neanche domani, insomma, cioè, è bene mettersi nell'ottica che si parlerà di anni, ancora anni e anni e che qua ci saranno scontri durissimi perché la tendenza è sicuramente quella di colpire in maniera molto pesante lo stato sociale, i diritti dei lavoratori. Queste sono le indicazioni delle BCE, queste sono probabilmente le linee della proposta riformista che questo governo sta avanzando e su questo io credo che ci sarà un pesante conflitto sociale. Noi stiamo andando tranquillamente verso una situazione che assomiglia molto a quella greca. Volevo fare un giro così, già innescato delle micce di non poco peso. No, ma va bene, volevo dire il pensiero sul titolo della puntata, poi andremo ad analizzare punto per punto. È Pozzato, siamo sotto scacco? Allora, sotto scacco credo di sì, da parecchio tempo, e bisogna trovare, quando si è sotto scacco, delle mosse intelligenti. Importante che sia uno scacco matto. E finché è così c'è una possibilità, o più possibilità. Io noto che la finanza non è stata messa sotto controllo, la finanza internazionale, le dinamiche e le conseguenze che questa crea nella sua non gestione. Era uno degli obiettivi prioritari che avevamo chiesto all'inizio. Questo era il punto da cui è partita la crisi e che se non è governata né controllata possiamo fare tutto ciò che vogliamo. Secondo, a livello di paese possiamo fare tantissime scelte e questo è un percorso necessario. Però è chiaro che se non c'è una dinamica quantomeno europea, quindi di alleanza non solo dentro ma anche internazionale per quanto riguarda l'Europa, abbiamo un secondo ordine di problemi, visto che la crisi non è solo italiana. Terzo, il nostro Paese deve fare scelte fondamentali, noi siamo per questa impostazione, noi abbiamo sostenuto e sosteniamo che serva un governo di larghe intese perché destra, sinistra, centro, lego, agnostici si mettano d'accordo perché non sono nuove elezioni che portano quelli della politica alta, perché bisogna dire nome e cognome chi sono, dove sono. E noi chiediamo una grande responsabilità oggi a tutti questi che sono là dentro e anche fuori, in tutti i livelli istituzionali, perché questi hanno la responsabilità di dare risposte al popolo, perché sono stati votati, ci sono, e chiediamo che lo facciano. Certo, allora sentiamo Marina Boffoni, siamo sotto scacco. Che l'Italia oggi sia più povera. Io sono consigliere comunale, quindi faccio un'attività politica nel territorio fra i miei concittadini e che anche i miei concittadini purtroppo sono più poveri, questa è una realtà dei fatti, però una riflessione che dobbiamo fare è che dall'Unità d'Italia questa generazione di giovani è la più povera dei suoi genitori, quindi le attività del governo devono essere assolutamente improntate verso delle politiche
a sostegno dell'occupazione, a sostegno anche dell'autoimprenditorialità dei giovani. Una misura che il governo e le agenzie governative hanno preso stanziando proprio dei fondi per l'autoimpiego dei giovani sotto i 35 anni. Quindi sicuramente un passo avanti si sta facendo. Ricordiamo anche che questa è una crisi che non è italiana, non viene dall'Italia e governo di destra o governo di sinistra avrebbe dovuto in ogni caso affrontare. Io sono convinta che questo governo lo sta affrontando dignitosamente. Poi ne parleremo, perché quando sento i politici nella mia trasmissione così al venerdì, sento tutti che danno la colpa alla burocrazia. Lo Stato Valdegambari ne conosce già il modo di condurre questa trasmissione, dà la colpa a questo, la colpa all'altro, però vi ricordo tutti che voi siete politici e siete voi che dovete sistemare sta baracca, signori, non noi, siete voi, chi è il governo, chi è l'opposizione, non noi. E quando facciamo una trasmissione, mi piacerebbe uscire dalla trasmissione con dei dati per chi va in regione, per chi va al Parlamento, che li ponesse davanti a tutti e per poterli risolvere, perché mi sembra che tanti politici parliamo perché si fa così e poi il giorno dopo non si combina nulla. È vero o no, Valdegambari? Sicuramente c'è bisogno di riformare in questo momento strutturalmente il Paese. C'è bisogno più che di manovre finanziarie, di riforme strutturali, cosa che è difficile farle perché ci sono resistenze sempre trasversali a 360 gradi. È un Paese che comunque non può più procrastinare l'agenda delle riforme. Dobbiamo creare un sistema istituzionale più snello, più al passo coi tempi, meno costoso, più efficiente, alleggerire un po' tutti i vari livelli di governo che sono troppi, perché solo in Italia abbiamo troppi livelli di governo, partire dai comuni che sono spesso microcomuni, poi a unioni di comuni, comunità montane, province, regioni, consorzi di qua, città metropolitane, Stato, Unione Europea. Abbiamo troppi livelli di governo dove le competenze sono spesso frazionate tra di loro, crea un disorientamento per i cittadini, lungaggini burocratiche, e quindi la semplificazione amministrativa. Valdegambari, è una vita che sento sti discorsi. No, hai capito, è una vita, accorciamole, dai, no. Ogni volta livelli, sento, ma io dico, voi politici, scusami, scusate, noi abbiamo fatto una proposta, o meglio l'ha fatto anche altre forze politiche in Parlamento, l'abbiamo appoggiata anche noi, per esempio, a cominciare dall'accorpamento, cioè quello da togliere un livello intermedio che doveva scomparire con la nascita delle regioni, che è rimasto quello delle province, e portare i comuni come front office della pubblica amministrazione a dimensioni non di 1000 abitanti, ma almeno 5-10.000 abitanti, in modo tale che si superino un po' i campanilismi, si programmi in maniera ottimale anche l'uso delle risorse, dando più risorse ai comuni e più forza. Oggi li stiamo veramente indebolendo sempre di più, togliendo le risorse, e manteniamo un frazionamento delle spese strutturali che pagano solo le strutture, per poi arrivare anche alle regioni, perché anche le regioni stesse hanno bisogno di fare la loro parte, vanno ridimensionate, ma troppi enti, aziende partecipate, dopo ne parliamo, era solo sapere se siamo quindi una riforma scacco, strutturale, e poi una seconda riforma strutturale è relativa alla meritocrazia. Questo Paese occorre fare più liberalizzazioni, occorre creare più mercato, più concorrenza, più meritocrazia. Oggi invece si vive solo sulle rendite di posizione e sul fatto di essere amici degli amici. Volevo fare un giro per presentarvi Prego, tutti. Antonio Borghesi, allora, siamo sotto scacco? Il Paese è sotto scacco, ma vorrei dire che a me sentire quello che hanno detto tutti, che in larga parte poi è condivisibile, mi fa pensare che uno si immagini che i politici in questo momento stiano discutendo di come tirar fuori l'Italia dalla situazione in cui si trova, di come intervenire per far ripartire condizioni di crescita, di come affrontare il problema dei giovani, 1 su 3 non trova lavoro, e invece voi sapete di cosa sta discutendo il Parlamento? Noi siamo impegnati questa settimana, la prossima, a parlare di intercettazioni, e questo è il vero problema. Abbiamo speso più di 2,5 miliardi di euro dei contribuenti italiani perché il Parlamento discuteva e discute e ha discusso le leggi ad persona di Berlusconi. Questo governo se ne deve andare via, perché è la vera palla al piede in questo momento dello sviluppo. Questi abbassamenti dei rating da parte delle società di rating le spiegano loro, non è il fatto in sé economico, perché la Banca Europea ci sta comprando i buoni del Tesoro e questo i buoni italiani, questo ci sta un po' salvando. Il vero problema è politico, e per cui finché
ci sarà questa situazione, non si sblocca, noi rischiamo davvero che non ci sarà crescita, non ci sarà sviluppo. Dopo io mi prendo le mie responsabilità di politico, però essendo all'opposizione io posso fare delle proposte. Noi abbiamo proposto tagli ai costi della politica da 15 miliardi all'anno, ma non ce li stanno neanche a guardare, per cui resta il problema, che purtroppo è un problema di fondo, e fin tanto che questo governo regge non si potrà risolvere. La credibilità è quotidianamente, la credibilità, e poi chiudo, salta tutti i giorni. Oggi c'è il Forza Gnocca, ieri c'era qualcos'altro, e voi immaginate quando queste cose fanno il giro del mondo che cosa succede sulla credibilità del nostro Paese. Onorevole, lei può intervenire, anche se il ritardo è di mezzo secondo, può intervenire quando vuole durante la trasmissione, perché essendo lì da solo, Grazie. che non pensi che ci dimentichiamo. Comacchio, No. siamo sotto scacco? Beh, la situazione è difficile, è chiaro. Certo, le soluzioni sono difficili, bisogna che il governo si impegni a trovare la strada giusta, finora ha tentennato un po'. Però io credo che non ci possa essere una soluzione diversa da quella del governo che è attualmente in carica. Non credo che un cambio al vertice potrebbe cambiare le cose. Allora, facciamo che non cambia il governo, che rimane tale, e risolviamo i problemi, però No. Comacchio. La faccio io la domanda: se ci mettiamo il PD o Italia dei Valori del governo, cambiano le cose? Ma No, qui secoli non mai, cambiano, parlo anche anzi in termini peggiorano. calcistici, Comacchio, non si fa nulla. Oggi il governo c'è, la Lega Certo, e il certo. e Allora, il PDL devono risolvere i problemi. ma ci mancherebbe Punto. altro, è quello che dico. La Lega propone una riforma strutturale dello Stato, finalmente. È una cosa che diciamo da 20 anni non ci credeva nessuno, anzi le opposizioni dicevano che la Lega voleva affossare il Sud, quando noi dicevamo no, questo è un paese che spende troppo, è un paese che ha creato debito pubblico perché bisognava fare investimenti, tutti a fondo perduto, non si sa bene che fino abbiano fatto, soprattutto al Sud. Ci siamo dissanguati per 40 anni, per 50 anni, abbiamo un debito pubblico che è difficile pronunciare, da quanti zeri ci sono, e quindi le situazioni bisogna partire da questo. È uno Stato che è troppo pesante, che è costato troppo, una riforma strutturale farà sì che questo Stato costerà meno, quindi è inimmaginabile che il 50 e il 60% delle risorse delle tasse dei cittadini che vanno a Roma si fermino lì per mantenere lo Stato stesso. Sì, però Stiamo parlando di questo. Ma che poi presento che sai, però allora, è anche vero che il ragionamento non fa una grizza, però se è vero quello che dice, non ho dubbi nel credere, guardi, Borghesi dice, guardi, questa settimana abbiamo parlato di intercettazioni, quindi... Guardi, le opposizioni è giusto che facciano il proprio lavoro, il proprio mestiere. Io so che i nostri parlamentari, sia Lega che PDL, sono a Roma, al lavoro, il senso di responsabilità c'è. Non vanno tanto d'accordo? Ma insomma... Pochettino. Qualche dialettica interna c'è, è giusto che ci sia, si discute, ma alla fine io credo che questo Paese abbia soltanto una soluzione. Non è con la piazza, come diceva l'amico di Rifondazione, che si risolveranno i problemi, anzi guai se questo Paese pensa di andare in piazza per risolvere i problemi. Qui ci vuole, come dire, la consapevolezza di tutti che il momento è difficile, che dobbiamo salvare i nostri risparmi, perché se andiamo avanti così c'è il rischio del fall, quello che abbiamo investito in bot va via. Dobbiamo capire che la situazione è difficile, bisogna creare posti di lavoro veri, e questo spetta chiaramente al governo farlo. Senatore Maurizio Saia? Siamo sotto scacco? È ancora la domanda iniziale. Sì, ci arriviamo un po' lentamente, poi arriveremo anche al dibattito vero e proprio. Siamo sotto scacco un po' perché ce lo vogliamo, nel senso che faccio un rapidissimo passo indietro, anche sarò anche breve assolutamente. Se noi vediamo il lavoro che da anni, non negli ultimi mesi, nella Commissione Bilancio, che è quella che lavora, decide sulle manovre economiche, quindi su tutto quello che ricade in termini finanziari nel Paese, e noi abbiamo le registrazioni, abbiamo i resoconti e abbiamo soprattutto gli atti, cioè gli emendamenti presentati in ogni manovra, noi vediamo che ormai le soluzioni, con dei distinguo, in qualche caso anche importanti, ma nella massa
nell'80% vorrei dire, sono simili. Cioè il dibattito nella Commissione Bilancio da anni è sostanzialmente simile tra le forze di maggioranza e le forze di opposizione, con soluzioni spessissimo molto uguali, con degli emendamenti spesso fotocopia. Quello che in questo momento, a parer mio, è nell'immediato, nel contingente, assolutamente un problema, è che lasciamo perdere tutto quello che sono i difetti, i pregi, i disastri, tutto quello, non voglio entrare, che possono assommarsi nel Presidente del Consiglio. Oggi c'è un problema concreto nella politica economica e il provvedimento di tentativo, dico io, di rilancio dell'economia che stiamo aspettando dal governo a giorni, troverà ancora queste contraddizioni, perché abbiamo un ministro dell'economia che ha una filosofia e una linearità molto, diciamo, europea, ma lo dico in negativo, cioè molto attenta a Bruxelles e un po' troppo distante dalle reali necessità del Paese, o meglio, troppo attenta a quelle e molto meno alle necessità, soprattutto alle necessità del territorio, inteso del popolo, sociali, i problemi che sono stati detti con enfasi diverse, ma un po' da tutti nel giro di tavolo. E abbiamo un Presidente del Consiglio che per la legge italiana non può dire: senti Tremonti, mo mi hai scocciato, adesso ti cambio, ne metto un altro, perché non si può, non lo può mandare via, non si può mandare via un ministro. Quindi per poter cambiare questa impostazione, questo assetto, per poter ascoltare meglio le parti sociali del Paese, ma non solo, lo dico dentro la Commissione Bilancio, cioè se io tiro fuori gli emendamenti che ho presentato all'ultima manovra, e non sono solo miei, perché il PD li ha presentati in gran parte simili e i temi sono sempre gli stessi: il rilancio, l'innovazione, i giovani, la defiscalizzazione, la deducibilità, cioè sono tutti temi, tutti uguali, attenti ai saldi di bilancio, quindi una balla che sono aumenti di spesa, anzi tagliando su spese correnti inutili, e però stando attenti a ministeri che sono invece con l'acqua alla gola, penso alle forze dell'ordine e ad altri invece c'è sovrappiù di personale, cioè non c'è neppure la razionalizzazione della spesa. Allora dico, su tutta questa serie di temi, tagli, l'abolizione di tutta una serie di enti, cioè che non si riesce a mettere d'accordo, perché poi non ci si mette d'accordo al governo se devono andare sotto un ministero o un altro, l'unico ente che vai a fare assommando, cioè ci sono decine di problemi, ma partono tutti dal manico. Oggi abbiamo un contrasto sempre più evidente tra il ministro Tremonti e tutta un'altra serie di rappresentanti della maggioranza, ovviamente anche dell'opposizione, ma già da tempo, ma anche della maggioranza. E allora credo che un cambio di passo, a meno che non ci sia una soccombenza della filosofia di Tremonti, che accetta che il Parlamento dica, che si smetta di fare fiducie e che si dia la parola veramente a questi disgraziati parlamentari, che poi così scemi non sono, se, e ripeto, basta andarsi a vedere le proposte che ci sono da anni, dall'ultima manovra, da anni, che spesso sono in replica, abbiamo perso tempo. O c'è un cambio di passo e l'uomo capisce che è il Paese, il Parlamento, le parti sociali che chiedono questo, oppure ci vuole un altro governo, e a quel punto non mi interessa se c'è ancora Berlusconi o meno, ma mi interessa sapere che c'è un altro ministro dell'economia. Lo dico con molta chiarezza, perché alla fine è inutile che ci giriamo attorno, i problemi sono lì, e dentro il Parlamento tutti i giorni in queste ore si sta parlando di queste cose. È sempre un problema di uomini, di nomi, di persone. No, è un problema di filosofia, perché se uno ha in mente una filosofia diversa, che è tutta tarata sulle pagelline, non è una novità che la FICT arrivi dopo quell'altro, sono in fila, lasciamo perdere tutto quello che c'è dietro anche a queste agenzie di rating, che proprio sono le ultime che potrebbero dare le pagelle, ma è sicuramente il Paese, i condizionamenti, le speculazioni, una gran massa di porcheria. Su questo probabilmente sono anche molto vicino al pensiero suo, io che poi sono anche di quel settore da 30 anni che lavoro nell'ambito finanziario proprio di borsa, ma non è una questione di persone, è questione di che cosa le persone sono portatori, di che interessi.
Noi abbiamo un ministro che da troppi anni è succube e condizionato dai funzionari del Ministero. Noi chiediamo trasparenza persino sui conti del Ministero che non si possono sapere. Tu non puoi tu vai in un capitolo di spesa del bilancio Stato italiano, credi tu di poter capire e inseguire dove quei soldi sono andati, dove vanno a finire o dove non vanno a finire? È una cosa improba che neppure noi che siamo dentro lì riusciamo quasi mai ad approfondire, a capirlo e avere la certezza di queste cose. Ci sono 1000 problemi in Maurizio, questo momento al Paese. Ma ci vuole il cambio di passo in questo momento, credo che ci siamo vicini, perché ormai l'insopportabilità è totale. Come anche presento tutti, poi ritorniamo. Simonaggio, perché avete prolungato il cappello iniziale. Simonaggio, la CGIL cosa dice? La CGIL dice che ha fatto 5 scioperi generali su 5 manovre finanziarie. Quest'anno ne ha addirittura fatte 2, una a luglio e una a agosto. Tutto il Paese ormai è convinto che non basterà. E siamo in presenza della quinta manovra che è iniqua, pagano sempre i soliti noti, lavoratori dipendenti, redditi fissi, non abbiamo mai visto i ricchi che paghino qualcosa e quando dico recessiva lo diciamo ormai tutti perché servirebbe accanto al risanamento un'idea di rigore e di sviluppo, dello sviluppo è sparito tutto. Tra l'altro mi occupo di trasporti, in queste ore abbiamo fatto un incontro in ANAS, facciamo uno sciopero generale unitario in ANAS il giorno 13, che è il primo capitolo di spesa per uno che avesse in mente un'idea di ripartire il secondo FS. Sono 2 capitoli in cui ANAS hanno tagliato completamente tutto il bilancio. FS, è inutile che discutiamo della crisi della Firema, della Saldo Breda, dell'Iris Bus. In Italia si è deciso che non si fanno più né bus né treni perché in realtà non servono, si taglia il 77% del finanziamento del trasporto pubblico locale. Io francamente non so di che cosa si stia parlando, cioè non paese sotto scacco, è un paese che basterebbe, lo diciamo, 60 miliardi all'anno di corruzione, più di 200 miliardi di criminalità economica, 150, poco meno, di evasione fiscale. Basterebbe fare una manovra in cui si recupera il 10%. Vuole che scriviamo questi numeri? Sì, li scriva. Li scrivo, me li ripeta. Recuperiamo il 10% di quelle somme lì, vale una manovra finanziaria. E allora forse la povera gente... 60 milioni? 60 miliardi di euro all'anno di corruzione. Dati Banca d'Italia... 60 miliardi di corruzione. Corruzione. 200 di criminalità economica. Aspetta, io non so mica, devo scrivere. Sì, 200, certo. Mi dia il tempo. 200... di criminalità economica. Ovviamente se penso alla Salerno-Reggio Calabria con le Andrine, quell'autostrada non si, visto che mi occupo di trasporti, non sapremo nessuno quando sarà terminata, se un giorno sarà terminata. E quanta di evasione? 100 e metta 140, tanto per è miliardo più, miliardo meno, conta poco. Sì, 140 miliardi di evasione fiscale. Ora, numeri CGIL, numeri CGIL, sui numeri della Banca d'Italia. Almeno quello. 120, scriva pure 120. 120, pronto. Non è che faccia la differenza. Allora, il punto è che basterebbe il 10% di quelle 3 somme lì per dare l'idea in qualche modo che allora proviamo a difendere il lavoro in Italia paga troppo, pagano troppo le imprese, troppi lavoratori, ma se scegliamo di rilanciare i consumi e la domanda interna, bisogna far pagare meno e si pensa a una patrimoniale. Mi spiega la corruzione da dove arriva? Dai politici a dove arriva? La corruzione è quel meccanismo per cui una cosa costa 100 e in realtà in molti enti pubblici, in molte altre situazioni, quel costo cambia perché... È colpa della politica, è una domanda la mia, È difficile vedere grandi opere senza che ci siano grandi affari, la dico così. Poi dentro i grandi affari ci sono affari leciti, ce ne sono molto di poco leciti. Ha dato delle responsabilità. Aquila, insomma, è uno dei casi. Potremmo citare un po' di indagini alla magistratura e ne avremo un bel campionario, insomma. Onorevole Borghesi, sono mica pochi soldi questi, No, ma c'è anche di peggio, perché guardi... Vuole che aggiunga qualcosa? C'è stato questo, parlando di evasione fiscale e di gente che esporta e ha i capitali all'estero, i patrimoni all'estero, un'indagine della Banca d'Italia ci dice che sono tra 200 e 250 miliardi di euro che si trovano all'estero, quindi nascosti all'estero. Ebbene, di questi circa tra 140 e 190 sono in Svizzera. La Germania ha fatto un accordo con la Svizzera che gli permetterà di recuperare sui soldi depositati in Svizzera dai tedeschi una somma pari al 25% delle somme depositate e
Un anno fa, in un'audizione, io ho chiesto a Tremonti, vedendo che tutti i paesi, Germania, Francia, Inghilterra, eccetera, Stati Uniti, facevano accordi bilaterali per combattere l'evasione con i paradisi fiscali, e ho detto, ma com'è che l'Italia non riesce neanche a fare un accordo con San Marino? La risposta è nei resoconti, perché vi dice della gravità della situazione di questo signore, è stata che i paesi seri non fanno accordi con i paradisi fiscali. Ma volete davvero che Tremonti combatta l'evasione? Fino a prima di fare il ministro dell'economia, insegnava, faceva il consulente e insegnava alle grandi imprese, alle multinazionali come evadere le tasse in Italia. È come aver messo, come dice Di Pietro per altri casi, aver messo Dracula al pronto soccorso. Non la combatterà mai. Difatti adesso si riparla di condono fiscale e è una cosa di una gravità inaudita. Vorrebbe dire dare il veleno alle persone oneste, fare una cosa di questo genere. Eppure se ne sta parlando. Sì, ha ragione, però aggiungo, perché ho la pubblicità, Comacchio, aggiungo, poi do la parola a tutti. Proprio perché... A questi dati, perché la gente vuole dire, mi faccia dire una prego, cosa, proprio perché Tremonti è un esperto e conosce i meccanismi, può essere un buon ministro dell'economia. Si vede? No, dai. Scusa, Si vede? Guarda, scusami, chi vuoi mettere un pinco pallino qualsiasi che non conosce i meccanismi? Solo Tremonti. Purtroppo nessuno ci mette Tremonti, mano. Se noi guardiamo le dichiarazioni dei redditi, scusami, in Italia ti do un altro dato. Ti do un altro dato. Vi faccio nel momento non sono d'accordo su niente. Tremonti, grazie a Dio, ha finalmente detto basta abbiamo 2 ore. Spese Pensate inutili. che se volete il buon Benvenu ne è a conoscenza, possiamo stare qui fino a mezzanotte, l'una, decidete voi. Il mio editore mi dà la possibilità di continuare, a meno che. Aggiungo però un dato a quello che ha Nessuno qua è entusiasta detto, a dire. no, è una minaccia. Aggiungo un dato che l'ho già detto la settimana scorsa e lo ripeto, che oltre a questo c'è una cosa che la gente vorrebbe sapere da voi e che è una cifra importante. Ci sono 24,7 miliardi di euro all'anno per pagare 1.300.000 politici che ci sono in Italia, che persone che vivono direttamente o indirettamente con la politica. È poca questa roba qui, però potrebbe essere un segnale da far capire alla gente che c'è la buona volontà da parte di questo 1,3 milioni per poter sistemare meglio il paese. Elisabetta, ricordiamo i numeri e andiamo in pubblicità. Sì, potete continuare a mandarci gli sms al 345 33 41 171 oppure potete chiamarci allo 049 80 777 53. Torniamo tra poco. Eccoci, allora giustamente Paolo Benvenu mi ha contestato perché ha detto sì, in Italia ci sono 1.300.000 politici, ma non puoi mettere tutti uguali, perché ci sarà quello che prende 100 euro al mese e deve lavorare per poter prendere, c'è l'altro che può prendere 1 milione di euro. In effetti ha ragione, io non li ho divisi perché non c'era lo spazio, però posso leggerveli. Ci sono oltre 145.000 tra parlamentari, ministri e amministratori locali, di cui 1.032 parlamentari nazionali, 1.366 presidenti, assessori e consiglieri regionali, 4.258 presidenti, assessori e consiglieri provinciali, 138.619 sindaci, assessori e consiglieri comunali. Ovviamente poi ci sono 318.000 persone che hanno un incarico o una consulenza elargita dalla pubblica amministrazione, altri 250.000 per lo stesso motivo. La massa del personale di supporto politico addetto agli uffici del gabinetto dei ministri, sottosegretari, presidenti di regione, provincia, sindaci, assessori regionali, provinciali e comunali, i direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL, la moltitudine dei componenti dei consigli di amministrazione degli ATER e degli enti pubblici. Adesso io ho cercato di dividerla. Cominciamo a tagliare sulle consulenze. No, ma io non volevo Già tagliare, sarebbe un bel la mia domanda era per farvi vedere, inerente a quello che aveva detto il nostro ospite, che sono tanti per governare l'Italia, dopodiché li dividiamo, c'è chi prende, come dicevo, meno, chi di più. Io non ho messo il guadagno, che sono d'accordo come Benvenu, che c'è chi guadagna una miseria per il lavoro che fa e altri no. Era per far capire che molto probabilmente in Italia siamo tanti per far tutto e diventa tutto più difficile. Il concetto era... Si potrebbe già eliminare metà dei deputati.
Si potrebbero eliminare le province allora me le e si spiego, potrebbero le spiego. eliminare le partecipate. Bravissima. Marina Proprio Buffoni. su questo, un po' di Le memoria partecipate storica. che poi creano debito. Un po' Marina di Buffoni, memoria. allora io che sono un cittadino italiano, Lorile. mi pongo la domanda, No, le do ma subito. bisogna dire un pochettino Sì, una le do cosa, subito. Le un po' dico di memoria subito, storica. È una promessa c'è fatta. stato un referendum per tagliare di metà il numero dei parlamentari. Ma chi non E l'ha gli votata italiani, quella? Ma non gli c'entra italiani hanno niente, votato contro. Non c'entra niente. Ma scusa, Non c'entra niente. nulla. Ma non c'entra niente. Come non c'entra niente? Scusa. No, spiego perché, C'è se stato dopo o mi non date c'è la stato parola. un referendum. Ma non c'entra. Non c'entra. Tra le No, cose proposte spiego che sono perché state Una volta approvate. perché non si sente quella sempre. modifica per carità. della Costituzione non riguardava solo i parlamentari, Ma certo che no. riguardava Ma il certo tentativo che no. di trasformare l'Italia in una repubblica presidenziale, rendendo il Presidente della Repubblica pressoché una figura onoraria e passando tutti i poteri al Presidente del Consiglio. È su questo che noi abbiamo chiesto al Paese di votare contro. Tant'è, ma lo vedremo. Noi portiamo in aula, abbiamo già chiesto la calendarizzazione, sta per arrivare prima di Natale, in aula la nostra proposta di dimezzamento dei parlamentari e andremo a vedere chi vedremo chi parla la vota. soltanto o chi davvero intende farlo. Scusa, ma sai benissimo perché non è che siete vorrà- l'isola ci felice. vorrà una modifica. In Senato, in Commissione Affari Costituzionali, stiamo già lavorando su questo, mentre voi non lo state facendo. Quindi non so quando, come arriverai in aula, ma noi siamo già speditamente Abbiamo chiesto noi la Ma tu puoi calendarizzazione chiedere quello che vuoi, nella posso parte chiedere anche dovuta alle la minoranze rivoluzione per cui ci francese, arriva. ma non è che te lo ottieni, ci sono delle procedure, quindi non state sempre a vendervi che siete voi a inventare l'aria. C'è la prima commissione dove ci sono anche i tuoi rappresentanti che sta da un mese lavorando sul dimezzamento, sulle varie proposte di legge di riduzione Bene. dei parlamenti. Allora bene, allora informati, cosa vuoi chiedi calendarizzazione? La stiamo facendo No, di qua, noi l'abbiamo chiesta la stiamo prima ancora facendo che di fosse qua, sto stata dicendo di non far presentata propaganda, dal porta governo, pazienza. scusami. Ti dico non far propaganda, È 2 mesi la stiamo fa che l'abbiamo facendo chiesta. e c'è L'abbiamo già una chiesta 2 mesi maggioranza, fa. non sei informato, c'è già una maggioranza che è indirizzata in Ma questa di che maniera. cosa parli, scusa? Cosa parli Sì, tu? certo. Allora, Scusa. dopo sai, do la risposta di Borghesi, poi ha chiesto la parola a Benvenu e poi do la parola No, ho anche a semplicemente Simonaggio. detto che noi abbiamo chiesto la Vande calendarizzazione 2 mesi fa, quando non era stato presentato ancora alcun progetto, così come, e non potrà dire di no il senatore, mio collega, progetti sono abbiamo all'inizio della portato noi in legislatura, aula alla così Camera l'abolizione della province e ci hanno votato contro. Senti, E per sono cui, depositati da questo inizio questi sono legislatura dati le di fatto. riduzioni dei parlamentari, non le avete inventate Guardate che voi. cioè, state discutendo di cose che Sì, sono hai ragione, assolutamente hai ragione, irrilevanti, hai cioè ragione. nel senso Ti do che di ragione, fronte alla però, dimensione Mago, della no, crisi no, se cioè, c'è è chiaro che la meriti gente anche- prova un grande fastidio e ripulsa del fatto che ci sia gente che guadagna 10-15 mila euro al mese e la gente che sta in cassa integrazione ne prende 700, ok? E che ci siano troppi privilegi per chi fa politica o fa politica in un certo... Per me i consiglieri comunali non hanno nessun privilegio, si devono fare solo un mazzo così, hanno un gettone di rimborso che non vale assolutamente la fatica che fanno e quindi sparare su tutti i passeri che volano, secondo me anche questo è sempre dare fiato a un populismo che poi diventa anche antidemocratico. Però non è questo il punto. Il punto è siamo sotto scacco. Siamo sotto scacco di chi? Siamo sotto scacco della speculazione finanziaria, siamo sotto scacco di fronte a quelle che sono le grandi istituzioni finanziarie internazionali e sono 10, 15, 20, dai fondi sovrani del Medio Oriente alle grandi banche internazionali inglesi e americane che hanno deciso di speculare sui fondi, sui debiti sovrani. E da questo punto di vista noi siamo assolutamente nudi perché il Giappone, che è la terza economia del mondo, ha un PIL che è quasi 3 volte quello italiano, ha un debito che è del 220% del prodotto interno lordo, quindi quasi il doppio in percentuale e 6 volte quello che abbiamo noi, in termini di cifre, e il Giappone ha una possibilità che noi non abbiamo. La banca giapponese può intervenire, la banca può intervenire direttamente sul mercato e comprare i titoli di Stato che restano invenduti. Guardate che è tutto qua, cioè sono scelte politiche, strategiche che si fanno in una direzione e un'altra, cioè la gente deve sapere che il problema che ha è che c'è un istituto che si chiama Banca Centrale Europea che
per statuto, cioè quando è stata fondata, si è privata della possibilità che hanno altre banche come la Federal Reserve, come altre banche a livello mondiale, che possono intervenire direttamente sul mercato per acquistare i titoli. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è una speculazione a ribasso sui titoli di Stato italiano, greci, spagnoli che sia, non c'è un istituto superiore, una banca, che possa intervenire per ritirare dal mercato i titoli che restano Paolo invenduti. Benvenu, una domanda... È qua che si determina la domanda, tutto il resto sono stupidaggini. la domanda banale, cioè, questo è il punto la vero. domanda banale, E posso finire, no, se mi fa finire. certo. E i cittadini italiani, i lavoratori pensionati, pagheranno con i soldi che prima erano spesi dello Stato sociale, dai comuni negli enti locali, per i servizi sociali, eccetera, per i trasporti, pagheranno con i tagli che verranno fatti in questi settori la rendita alla speculazione finanziaria, perché questo è scritto nella Costituzione della Banca Centrale Europea, va bene? Domanda Paolo Benvenu, prima abbiamo molte telefonate, chiedo scusa, anche tutti i nostri telespettatori stanno chiamando da tutta Italia, cercheremo di passarne il più possibile, non prometto a tutti di passarle perché abbiamo ospiti importanti da poter ragionare sull'economia mondiale. Faccio una domanda banale, Paolo Benvenu, l'economia chi la sistema, i politici o la gente normale? Chi la deve sistemare? Il problema è che noi siamo subalterni, No, la politica è subalterna, ma non da oggi, non è da oggi, è quando è stato scelto. Una domanda più banale, sempre, chi la deve sistemare? I politici, gli industriali, chi la deve sistemare l'economia? Chi sono le persone che devono sistemare l'economia? La politica, ma quindi, non i politici, si tratta di decidere non quali politiche, quali politiche, sono due cose assolutamente quali politiche differenti. che vengono comunque, credo, decise dai politici. O sbaglio? Sì, ma dai cittadini quando sono messi in condizione di poter decidere sulla loro vita, sulla loro pelle, perché ci sono gli cittadini italiani hanno fatto un referendum dove la stragrande maggioranza di quelli che normalmente votano hanno votato per quel referendum, dicendo che l'acqua deve restare pubblica. Adesso proponga a fare debito pubblico ancora, stringi per fare investimenti. Guarda, telefonata, poi Simonaggio, poi Valdegambari. Telefonata, sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto, diamo l'audio studio, grazie. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, mi chiamo Alessandro Capobianchi, chiamo dalla provincia di Viterbo, sono il presidente dell'ANPA, Associazione Nazionale per le Persone Autistiche. Grazie che ci segue da Viterbo, che ci chiami e che ci chiama, e se sente il bip bip sotto è perché abbiamo il telefono intasato di richieste. Prego. Allora, io stavo seguendo il vostro dibattito, lo trovo molto interessante, trovo anche insomma, che si facciano le solite chiacchiere da 4 al bar senza nulla togliere all'importanza del discorso, però mi sembra che nella stragrande maggioranza delle questioni che vengono fuori si dimentichi la sofferenza della gente. Qui non si parla della sofferenza delle persone che non ce la fanno arrivare a fine mese, non ce la fanno arrivare a metà mese, senza considerare le persone che perdono il lavoro non solo per la questione che abbiamo in essere, ma anche per delle questioni che riguardano una malattia, una patologia dei figli. Non ci stiamo prendendo cura dell'italiano. Ci andiamo a preoccupare dei problemi esteri, dei problemi europei, quando non funziona niente in Italia. Avete ragione quando dite che in Italia sono troppi a governare e poi non funziona nulla. Io rimango veramente stupefatto. Sento parlare veramente di tante cose, ma non si parla mai dei problemi della gente. Ne abbiamo parlato e ne parleremo ogni modo. Adesso la ringrazio della telefonata e parleremo e daremo una risposta a Valdegambari, la dà Valdegambari al nostro telespettatore da Viterbo. Valdegambari ha ragione, dice poi alla fine... Effettivamente poi a pagare le conseguenze sono i più deboli, chi ha una disabilità sono persone più vulnerabili, chi è senza lavoro e di queste conseguenze. Quindi cosa occorre fare? È chiaro che occorre trovare le risorse. Come si trovano le risorse? Primo risparmiando e riformando l'apparato dello Stato e poi con maggiore equità. Non dobbiamo dimenticarci che prima tra l'evasione, per esempio il tema evasione è un tema veramente importante dove non si sta facendo niente per recuperare risorse e per dare un po' più di equità, perché abbiamo per esempio un dato che è statistico, rilevabile da tutti, che l'80% dei professionisti, per esempio, tra cui anche la mia categoria,
ha un reddito che è inferiore a quello di un operaio. Com'è possibile? Troviamo avvocati, notai, dentisti, eccetera, eccetera, che dichiarano meno di 30.000 euro. Quello di un buon operaio, e questi sono i dati statistici. Quindi non è possibile, magari hanno anche le esenzioni, hanno anche i benefit che un operaio magari non ha. Allora, o creiamo un po' di più di equità in questo, o altrimenti è chiaro che sarà sempre più una forbice che si allarga in un paese dove il 10% degli italiani detiene il 90% della ricchezza d'Italia, il 10%, cioè vuol dire che il 90% di tutti gli immobili, dei depositi bancari, eccetera, sono in mano a un italiano su 10, gli altri 9 dividono l'altro 10%. C'è qualcosa, quindi c'è un sistema che va riformato e poi ci sono quelli che portano le risorse all'estero, che nascondono capitali, quindi la riforma va fatta sì nella riduzione della spesa pubblica e quindi trasformare spesa corrente in spesa di investimento, perché oggi non si investe più. La Regione Veneto stessa investiva 900 milioni di euro 2 anni fa, 600 l'anno scorso, quest'anno zero. Investimenti, perché non ci sono, perché paghiamo solo stipendi, paghiamo solo spesa corrente e quindi diamo solo pochi trasferimenti agli enti locali che ci sono. Lo Stato, abbiamo sentito prima nel servizio, l'ha detto il ministro Matteoli, non abbiamo più soldi per fare investimenti, quindi se non riduciamo la spesa pubblica da una parte, da spesa corrente, trasformando, razionalizzando, quindi togliendo livelli di governo e cercando di usare al meglio, riposizionando il personale, perché va fatta una grande azione di ristrutturazione, ma nel contempo va fatta anche un'azione di equità. Non è possibile che il peso sociale, le manovre cadono sempre sulla classe, su chi ha un lavoro a reddito fisso o lavoro dipendente. Chi le devono fare queste cose politici? Noi politici dobbiamo farlo, noi politici per volevo primo. allacciarmi al ragionamento di Paolo Benvenu, perché alla fine poi sarà la Se no, politica è composta da deboli. uomini, sono i politici, io credo Paolo Benvenu, che devono risolvere. Una delle cose che rimango amareggiato, davvero mi creda, è che sento tante volte in queste trasmissioni, anche nella vita normale, passeggiando per strada, sentire i ragionamenti dei politici che danno la colpa alla politica. E io da ignorante quale sono mi chiedo, ma la politica che la fa i politici? E perché devono chiedere agli altri come sistemare? Quando sento un politico che mi dice la burocrazia in Italia, e tutti sono d'accordo. Negli ultimi 10 anni in questo paese ha governato per 8 anni, 9 anni Berlusconi, cioè è che si può parlare della politica in generale, ci saranno che delle responsabilità, perché dire che è la politica e dire che di notte tutte le vacche sono nere, ho capito, però non è così. Cerco di essere al di sopra. È tanto difficile da cambiare questo. Io cerco di essere di sopra delle parti nel presentare il contesto. Guardi, le dico un dato, fatto 100 sul debito, Berlusconi ha fatto 300. Cioè nella media degli ultimi 20 anni, di tutti i governi che ci sono stati governi di centro-sinistra e governi di centrodestra. I governi di Berlusconi nell'aumento del debito hanno... Io le ripeto che i 200.000 precari non li ha inventati Berlusconi. La cosa c'entrano i precari? Allora, i dati sono... I dati sono i tuoi, ma non è che sono... No, non sono miei, non sono dati miei. È già un disastro, diciamo, la situazione di chi governa, non occorre abbondare. C'è stata addirittura una fase del governo 2001, 2005, 2006 di Berlusconi che il debito pubblico stava calando, quindi il problema non è tanto il colpevole di turno o meno. Su questo tema sono d'accordo tutti, meno che te, cioè è una roba che ci sta in testa da generazioni, da 30 anni di politiche, di quando si pensava. Tu hai fatto richiamo prima della Banca Centrale, era proprio quando noi eravamo autonomi con moneta, Banca Centrale, che abbiamo fatto questi disastri. E non è vero che la BCE non può comprare i titoli, prima hai detto, è un sistema diverso. Può comprare sul mercato libero, non può comprare direttamente, sono due cose differenti. Terminare perché ho telefonata, prego Maurizio. No, era solo rispondere. Allora, telefonata, poi promesso la parola a Simonaggio. E anche, ha ragione, anche a Comacchio. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Mauro da Udine. Prego Mauro. Niente, io volevo riallacciarmi a quello che mi ha preceduto alla telefonata, che i politici litigano solo per la loro, poltrona, per i loro interessi, ma non si ricordano degli italiani. Cioè io guardi, ho 48 anni e mi trovo da 18 mesi senza lavoro. E faccio presente a 48 anni, mi faccio mantenere da mio padre che ha 80, che è in pensione, a pagare il mutuo. Cioè, questo parlo da Udine, dal nord-est. E premetto che sono stato licenziato in un'azienda a gestione familiare, padre e figlio, 3 dipendenti, dove c'era uno che lavorava
4 anni. Io sono ricorso ai sindacati e i sindacati, sai cosa mi hanno detto? Ma lei cosa vuole? Adesso è crisi, troverà lavoro. E hanno patteggiato fra di loro. Secondo me sono stati corrotti, comprati anche i sindacati, perché ci hanno messo, diciamo, un velo pietoso in modo che io stia zitto. Ecco, questa per me è l'Italia, questo è il mio futuro a 48 anni, che sto pensando di andarmene via all'estero. Tutto qua, buona serata. Grazie, diamo una risposta. Simona Giotto, che a lei la parola, diamo una risposta a questo. Sì, perché dunque c'è uno scarto notevole tra le discussioni che si fanno a un certo livello e i bisogni delle persone. Io però vorrei velocemente, per dare ancora qualche dato, anche perché così discutiamo in maniera la più oggettiva possibile, provare a dirla così: sto paese qua avrebbe un bisogno di aumentare le proprie entrate. Per aumentare le proprie entrate bisognerebbe aumentare la base di chi contribuisce, secondo quell'articolo della Costituzione, al benessere sociale. Quindi è indubbio che, intanto che l'IRPEF, i redditi, insomma, il reddito fisso fa la parte del leone, c'è un problema in questo paese che non viene risolto. Spiace dirlo, ma le manovre economiche non sono neutre, perché quando si decide che il falso in bilancio viene depenalizzato o comunque ha una pena estremamente ridotta sul piano penale, significa tutta una serie di azioni comportamentali, di aziende che fanno buchi da parecchie centinaia di milioni di euro in pochi anni. Anche nel Vicentino, perché adesso stiamo seguendo 2 casi che sono macroscopici, così non parliamo solo del sud. Quello della Concia e quella di Maier, tanto per citare, così facciamo i nomi e i cognomi, danno l'idea che molto probabilmente il falso in bilancio bisognerebbe rivedere quella norma, cioè i famosi provvedimenti 18 provvedimenti economici dei primi giorni del governo Berlusconi. Quando si parla di spesa, la spesa non è indistinta, perché il sindacato necessariamente difende la spesa sociale. Noi per esempio le pensioni, ci saremmo stufati che il lavoro dipendente paga le pensioni a tutta una serie di altre categorie, compresi i dirigenti d'azienda, perché è una cosa che alla fine stride. E allora lì dentro invece bisognerebbe pensare che forse questo Paese potrebbe fare, puntando a realizzare le leggi che ci sono. C'è la legge 142 che è del 90, è vecchia di 20 anni, prevedeva una serie di meccanismi per andare verso un'idea che era quella delle fusioni, delle integrazioni, fare economie di scala, ridurre i livelli di competenze, ovviamente senza togliere in qualche modo lo spazio della democrazia o della politica, ma pensare forse che nel momento in cui ormai le regioni hanno parecchi decenni, forse le province potremmo farne a meno e quelle competenze potremmo, e via di questo passo. Allora, esatto, allora così pure anche sui comuni, ovviamente creando una serie di condizioni che non fanno, perché le economie di scala, per esempio per i servizi comunali, stanno tra i 30 e 35 mila abitanti. Posso farti l'idea di rifiuti un inciso raccolti in un territorio, quello è il livello poi vorrei sentire che Pozzalo è silenzioso lì. Potete intervenire. Allora intorno in queste cose qui sarebbe utile che fosse fatta una riforma bipartisan che pensa a fare uno Stato più leggero, non perché riduciamo il livello della politica o della democrazia in un paese, ma perché facciamo costare meno quella parte hard per liberare un po' di risorse per investimenti, che significano anche dare qualche opportunità di lavoro. A supporto di quello che sta dicendo, la 142 del 90 prevedeva la fusione anche tra comuni, l'accorpamento per rafforzare anche la base. Il comune è il front office della pubblica amministrazione, è quello che deve dare i servizi, deve avere dimensioni anche ottimali per poter fare ciò. Cosa abbiamo fatto? Dalla creazione dell'Unione dei Comuni abbiamo creato un comune sul comune, poi c'era l'obbligo di fondersi entro 5 anni, mi pare. Alla fine abbiamo tolto questo obbligo, abbiamo creato il comune sul comune, quindi enti su enti. Abbiamo continuato a moltiplicare i centri di spesa invece che accorparli. Questa è una considerazione molto posso valida. Portare un dato? Certo, prego. Comune di Padova. Anche Borghesi può intervenire, è da Verona, prego. Circa il 40% del bilancio del comune di Padova è assorbito dal peso del personale. Vi pare giusto? Ci sono comuni, molto peggio, ecco, certo, allora capiamoci, quando parliamo di costi della politica non vuol dire soltanto il politico, vuol dire i costi di tutta quella pletora di personale che è assunto per fare favori politici.
E quindi purtroppo abbiamo sovraccaricato il Posso nostro dare un Stato esempio? di una miriade di enti anche importantissimi come può essere il comune, il front office, è giusto, ma se un nostro comune ci costa il 40% del proprio bilancio, non va bene. I servizi ai cittadini ne hanno un danno. La provincia Se di posso fare un Padova, esempio. il personale Volevo costa, dire questa cosa qua per che Macchio esempio, ha detto costa il Personaggio Borghese da 19%. Verona, Voglio dire, Dipende da c'è quanti servizi eroga quel comune lì. Verona 3.000 dipendenti. Sto Sto dicendo dicendo. dipendenti che è superiore a quello di Napoli, il comune di 3.000 Verona. ne ha. Poi abbiamo parlato ad esempio il rapporto più allora- alto nord Italia e il comune di Verona. C'è Borghesi che voleva intervenire per dare una risposta a... No, sì, volevo fare solo la morale a Napoli. solo C'era un dire, consigliere di una volevo città solo mi ha dato dire questo dato un giorno che a c'è un'altra... che Gamberi. quando, per esempio, volevo portare l'esempio delle province. Apparentemente gli amministratori delle province costano poco, 150-200 milioni. E allora tutti dicono, ma che cosa facciamo? Aboliamo le province per risparmiare 200 milioni? Ma non è così. Il vero problema non è il costo degli amministratori in sé, ma è tutte le spese di supporto agli amministratori che ci sono in questi enti. Cioè il personale Vabbè, chi che ne si deve occupa togliere, e la Borghesi? struttura che si occupa del Consiglio, quella che si occupa della Giunta, quella che si occupa del Presidente. Noi abbiamo fatto fare uno studio dall'Università di Milano ed è saltato fuori che eliminare le province porterebbe a regime a risparmiare almeno 3 miliardi all'anno. Certo, Ecco, aspetta, sui non è comuni, vero, non è vero. poi chiudo, sui comuni la nostra proposta è quella di rendere obbligatorie per la gestione di tutti i servizi generali del comune, quindi dalla polizia, l'ufficio tecnico, l'anagrafe, eccetera, eccetera, tutti completamente urbanistici, di creare obbligatoriamente unioni di comuni di almeno 20.000 abitanti. Questo porterebbe a ridurre i centri di spesa da 8.000 a circa 600 e avrebbe un effetto assolutamente rilevante, calcolato in almeno 2 miliardi all'anno di risparmi rispetto ad oggi. Ecco che quindi si può intervenire su questi costi se si vuole. Telefonata, sentiamo che abbiamo, poi la Buffoni con Macchio al termine. Sentiamo chi abbiamo in linea, pronto? Sì? Buonasera, Pronto? con chi parliamo e da dove? Vutturi Giadi da Gonzaga, provincia di Mantova. Prego. Dunque, allora prima di tutto vorrei salutare l'onorevole Borghesi, che è stato praticamente il professore di diritto, credo, di Benedetta Graziano, che ho collaborato assieme per un anno. Praticamente volevo dire una cosa. Prego, se abbassa il volevo dire una televisore. cosa. Allora, Dunque, se abbassa, mi vorrei sapere scusi, se questo governo Mattia, è se una riesci a cupola inquadrarmi. di indagati o è un governo che pensa per gli italiani? La fermo, se abbassa il televisore c'è meno rimbombo perché così non la sentiamo. Abbasso un attimo. Abbassi il suo televisore, scusatemi. Sì. Onorevole Borghesi, l'aveva salutata il nostro telespettatore da Mantova. Sì, non so grazie, se l'ha grazie. sentito. Ringrazio. Grazie. Prego, cosa voleva dire? Allora, dunque, posso continuare? Certo. Allora, volevo dire una cosa, cioè, il nostro Premier qua, che sta facendo leggi a persona sempre, praticamente tutte a suo vantaggio, perché non va a pensare agli italiani che stanno morendo di fame, ai giovani che sono senza lavoro, alle famiglie che non arrivano a fine mese, a gente come me pensionati con 800 euro al mese dopo 43 anni? Io dico una cosa, che ora ha ragione Di Pietro, ha ragione gli italiani sprechi della politica, Berlusconi se ne deve andare a casa senza tante storie, senza dire io non faccio passi indietro, qua e là deve fare 10 passi indietro, perché quell'uomo non è necessario l'Italia, né lui, né i suoi politici, né il suo governo. Va bene, è stato molto chiaro, grazie. Un governo di transizione che sappia portare a una legge elettorale nuova, a una nuova transizione di lavoro, leggi che sappia Perfetto, ha detto mandiamo a casa Berlusconi, non è il primo passato, vuole rispondere, poi andiamo a pubblicità, vuole rispondere lei, così Più che rispondere avrei in mente qualcos'altro da aggiungere. Parto dalla questione dell'evasione fiscale, per poi parlare anche dei costi della politica, perché da tanto si discute. 2 o 3 anni fa ci fu uno scandalo incredibile per il libro di Gianantonio Stella e Rizzo sui costi della politica, 2 mesi di scandalo, poi
ne parliamo adesso dopo 2 anni e non è cambiato nulla. Però parto dall'evasione fiscale. Beh, ne hanno fatto un altro poi, sanguisughe. No, parlo sempre... Anche il termitaio. Sì, anche Parlo il sempre di quel libro, parlo di quel problema che è sempre quello lì. Sugli appalti. Allora facciamo così, evasione ne parlo dopo, parlo prima di questa roba qua. 24 milioni, cosa c'entra? 1,3 milioni, è già un dato più interessante. È la moltiplicazione dei livelli istituzionali, chi c'è dentro, delle enti, aziende, società che si individuano, che sono è un moltiplicatore di poltrone e non per antipolitica, assolutamente, ma per salvare la politica, con la necessità del riordino. Noi abbiamo fatto un sit-in davanti alla prefettura il 25 luglio qua a Padova e una delle istanze è la richiesta del prefetto che ha detto fa un monitoraggio, un osservatorio in prefettura sui costi della politica, sui costi delle società collegate, dei posti che sono lì per gestire queste robe qua, ma non per l'antipolitica, ma per la trasparenza. Chi lo paga l'osservatorio? Qual è il problema? Chi lo paga l'osservatorio? Okay. Perché parliamo di tagliare le spese. A me poi... interessa notare come su ogni cosa, anche su tutti i discorsi che i politici si fanno, c'è sempre un qualcosa per cui si elide l'altro. Questo è il problema della politica, cioè questa moltitudine non sono lì per facilitare i processi in Italia, ma sono lì per bloccarli, perché questa quantità, oltre che il problema, al di là del quel costo, è che tutti sono generatori di spesa, ma quando vai a toccare e a dire che sia trasparente tutto ciò che accade, ciò non è possibile, anzi cominciano a emergere veti. Primo discorso. Secondo, sull'evasione fiscale. Dappertutto si può cominciare. Prima è stato detto che questo paese è incredibile, perché se cominciamo a dire 3 regioni in mano alla criminalità, altre 7 che dobbiamo cercare che non affossino, ma dobbiamo cercare di trainarli in su. Sull'evasione fiscale da 7 anni c'è la possibilità, l'ultima manovra ha previsto il 100%, ma sono 7 anni che c'è la possibilità per i comuni di collaborare con l'Agenzia delle Entrate segnalando i casi, secondo il comune, così, sospetti, di non equilibrio tra ciò che uno dichiara e le condizioni di vita. C'è questa possibilità. In provincia di Padova finora 7 comuni hanno fatto questo, ma quando? Negli ultimi 8 mesi è successo questo. Non lo fanno, non l'hanno fatto. Adesso dal 33% di introito vanno al 100%, cioè dell'introito incamerato di competenza statale era il 33%, questa ultima manovra prevede il 100%, vediamo se stavolta lo fanno. Ma perché non lo fanno? Per il semplice fatto, e posso dire che sindaci mi hanno detto questo, alla domanda precisa di adottare quel protocollo con l'Agenzia delle Entrate, non lo fanno perché siccome nei paesi si sa benissimo, come ad Arzignano dei Mastrotto si sapeva, si sa, ma non si possono toccare i maggiorenti dei paesi che determinano anche l'indirizzo dei voti. Questo è il problema nei nostri paesi. Tipo mafia, insomma, mi sembra di capire più o meno, da come sta parlando. Cioè, io indicato politico che nei paesi si sa cos'è questa dinamica. Dicono poi si sa come quello della porta accanto. si definisca un altro paio di maniche. Poi le campagne elettorali, certi sindaci. E come si costruiscono certe ville anche, come si costruiscono certe ville. Va bene, Elisabetta, andiamo in pubblicità, ricordando i numeri per interagire con noi, prego. Continuare a chiamarci allo 049 80. Se Benvenu te lo fa dire, E li facciamo dire a lui. Hai visto che Valdegambri questa sera è più buono delle altre volte, non parla, deve Ma ancora siamo più scatenarsi. buoni noi che gli facciamo passare certe cose che ha detto. Perché, Sì. Sì, perché lui si dimentica di aver governato in Noi regione, abbiamo un quando debito ha fatto dei di 2 passaggi allora facciamo miliardi di così, euro. su quei appena cambi che sono rientra- stati fatti in quella legislatura. Vado in pubblicità, 24,6. Maurizio Saia, Quello in cui senatore- non sei più stato reso obbligatorio Senatore, gli vado in accorpamenti o gli obblighi. Fermo, cosa ho fatto? Elisabetta, andiamo in pubblicità. Senatore, vado in pubblicità, poi faccio vedere, Zai è molto arrabbiato. È È interessante. arrabbiato, vuole come? Con se stesso, perché non fa Certo, nulla. prima do la parola a Comacchio, poi c'è Zai è molto Si arrabbia arrabbiato. con se stesso per non aver fatto nulla, essere declassato. Eccolo lì, Elisabetta Corazza, i numeri per interagire con noi. Potete continuare a chiamarci telefonando allo 049 80 777 53 oppure continuare a mandarci gli sms al 345 3341 171. Torniamo tra poco.
non fa 3,80. Per la, se non tocca, se la politica per la dimostra... privacy, perché poi mi se lo- correlate, siete in onda, dunque, se volete continuare, No, noi vi ascoltiamo. Io ritengo che su questa questione dei costi della Però io volevo politica- far vedere Sì, Zaia perché prima, costa perché troppo, ha poi detto colleghiamo il Stampa di Tosi, tutto. mi sembra che è una Perché querela. Zaia è molto arrabbiato, così parla anche Mamma mia. Valdecambari. Sì, volentieri. Andiamo a vedere Zaia arrabbiato, servizio, un'intervista sua, sentiamo. Ora questo non... Veneto declassato, ma anche l'economia della regione fa male. Guardi, se dovessero classificare il Veneto avremmo una classificazione maggiore di quella della Germania, per cui tutti tranquilli. Il problema è che noi siamo trascinati giù da questa classificazione nazionale che non condividiamo. Non condividete, ma nei fatti capita, e poi che succede per questa economia del nord-est? Ma succede che noi dobbiamo rispondere ai cittadini come stiamo facendo in questo momento con questo fondo di accesso al credito da 1 miliardo e 900 milioni di euro per le imprese, per andare in banca a chiedere soldi, e dall'altro dobbiamo chiedere federalismo e autonomia. Siamo stanchi di pagare gli sprechi degli altri. Ma le agenzie che danno questi voti poi pesano anche politicamente? Pesano molto, abbiamo visto cosa è accaduto negli Stati Uniti prima che in Italia. Direi che è ora di pensare che la Banca Centrale Europea con le banche degli Stati mettano in piedi un sistema di classificazione delle economie autonomo e non che dipenda da chi fino a ieri ci diceva di comprare i titoli della Parmalat. L'economia veneta potrebbe andare meglio se fosse staccata dal resto dell'Italia? Ma l'economia veneta potrebbe assolutamente avere molto più slancio se non avesse le pastoie della burocrazia che Roma ci impone e soprattutto se lasciasse i nostri imprenditori più tranquilli e non li costringesse ad avere un rapporto con l'ufficio complicazioni affari semplici, come lo chiamo io. In Consiglio regionale prosegue un dibattito che si trascina sul nuovo statuto. Lei aveva lanciato la proposta, tagliamo a 30 i consiglieri, adesso si arriva a una mediazione 50, questo è il numero? Guardi, i veneti debbono sapere che noi abbiamo 60 consiglieri e c'è oggi una proposta in Consiglio regionale pronta al voto per 50 consiglieri. Siamo vittime dell'ostruzionismo, abbiamo oltre 1200 emendamenti ostruzionistici presentati, se ne prenda atto. Questo 50 è il numero ultimo per quanto riguarda la trattativa che è in corso in Consiglio regionale? È il numero ultimo, è anche serio perché è l'indicazione che viene data a livello nazionale e avere più di 50 consiglieri vuol dire non essere più regione virtuosa, il che significherà avere problemi a portare a casa finanziamenti in futuro da Roma. Ostruzionismo e poi però democrazia e confronto politico, come si concilia questo? Guardi, il regolamento dei lavori che abbiamo in Veneto è unico nel suo genere, nelle altre regioni si discute 36 ore, 48 ore e poi si vota, da noi si sa quando si inizia a discutere, non si sa quando si finisce. Lei crede che a questo statuto si arriverà ad un voto e poi successivamente legge elettorale del regolamento? Io spero di sì, c'è gran parte dell'opposizione che ha capito la sfida, che è una sfida anche di serietà nei confronti dei veneti. Questo vuol dire efficienza, poi significherebbe approvare una legge magari nel giro di un mese, cosa che oggi non accade. Se invece non passa vorrebbe ricadere nell'oblio e quindi non venirne più fuori. Sarebbe un fallimento per la politica in genere? Beh, lo è sicuramente, visto considerato che noi dobbiamo essere efficienti, i veneti ci chiedono efficienza e i veneti devono anche sapere che non è possibile che una persona blocchi i lavori di 60 persone. Io resto allibito, scusatemi, dichiarazioni importanti di un governatore, ma quando dice io voglio fare le cose, la burocrazia, lui è stato anche ministro, la burocrazia a Roma non me lo permette. Poi dice ci sono praticamente all'interno dei consiglieri che non mi permettono di fare questo o quell'altro. Io da cittadino mi chiedo, ma la politica può fare tante cose, non deve chiedere all'altra politica di sistemarla, tanto più se sei al potere. Faccio una domanda, la faccio prima a Comaglia perché giustamente fa parte dello stesso partito, cioè mi chiedo, un governatore di una regione che chiede aiuto alla politica quando è lui la politica. No, ha detto una cosa diversa. Nella regione Veneto c'è un regolamento particolare per cui l'opposizione, se vuole... La burocrazia a Roma, io. La burocrazia allora ecco, perché ti avevo chiesto la parola prima, dottor Burile? Perché l'Italia è come un condominio fatto da 19 regioni, dove ce ne sono 4 o 5 che pagano per tutti quanti gli altri. C'è l'amministratore che arriva, presenta il conto, abbiamo fatto tot spese, ce ne sono 5 o 6 che pagano e il resto aria. E immaginiamo la parte di quell'Italia che non paga che è rappresentata in Parlamento. Immaginate se quella parte di rappresentanza vuole cambiare qualcosa di questo Paese. È questa la difficoltà.
non ne veniamo più fuori. Questa è la difficoltà. Lo diceva Maurizio prima in Commissione Bilancio, anche lì diceva, quando cerchiamo di capire, di fare, c'è sempre qualcuno che insomma, sono tantissimi anni che questo Paese ha aumentato le tasse, paghiamo tantissime tasse in Italia, lo sappiamo tutti, no? Però non riusciamo, cioè dobbiamo fare continuamente debito pubblico, perché vuol dire che quello che incameriamo non basta per la spesa corrente. Vuol dire che questo Paese non ha saputo tagliare la spesa corrente. Quello che diceva Zaia è sacrosanto. La burocrazia è talmente incancrenita in questo Paese perché c'è una parte che la difende. La parte che dovrebbe cambiare il Paese è rappresentata dalla parte che la deve difendere. Ma che la parte che la deve cambiare il Paese e quelli che la burocrazia sono al potere, sono al governo, domanda. No, la parte che dovrebbe cambiare il Paese è in Parlamento. Il Parlamento è fatto da parlamentari. La maggioranza ce l'ha la Lega e il PDL. Ma immaginate quale di questi, e non c'è niente da ridere perché è stato governato questo Paese da destra, da sinistra, da centro. Stiamo tentando di porci rimedio. Ecco, la maggioranza che avete voi non l'ha mai avuto nessuno, questo dato è inconfutabile. Che avevamo i primi giorni, dopo c'è stato subito... L'avete avuta per 3 anni, l'avete avuta anche la legislatura precedente. Insomma, non abbiamo più quei grandi numeri, non ce li abbiamo più, perché c'è appunto una parte che non vuole cambiare. Ecco, allora... io ripeto, se questo Paese è fatto da un condominio di 19 regioni, sono soltanto 5 che pagano, o 6, vuol dire che le altre, quante sono? Politici che 14, sono rappresentate a Roma da politici che non vogliono cambiare perché gli sta bene così. Per quello, è vero, Borghesi? Quelli di Arzignano pagavano, quelli della Concia di Arzignano che vadevano... Ma che cosa c'entra? Sono i lavoratori dipendenti che pagano le tasse in questo Paese. Sono i lavoratori dipendenti, che siano al sud o al nord. Sono i lavoratori dipendenti. Questa è la verità, Comacchio. Stai facendo un discorso che non sta né in cielo né in terra, perché stai parlando, queste sono regioni più ricche dove ci sono più lavoratori dipendenti, più gente che lavora in industria, più gente che ha un salario regolare. Però sono sempre i lavoratori dipendenti che pagano le tasse. Questa è la realtà, questa è la realtà. Questa realtà, perché ci sono 120 miliardi di evasione fiscale, non li evado mica, io che mi trattengono sulla busta paga le tasse ogni mese, Comacchio, forse neanche tu. Allora, mi dicono, e chiedo conforto qui a Maurizio, che il prodotto interno lordo di questo Paese è aumentato dello 0,6%, è vero quest'anno? Quello del Veneto è aumentato del 2,6, 2,7. Vuol dire che noi veneti il nostro dovere lo facciamo? Benvenuto, lascia stare il caso singolo. Noi siamo legati alla Germania fino all'altro giorno tirava, adesso vediamo l'anno prossimo. Lascia stare il caso del singolo. Io so che questa trasmissione, grazie a Dio, è vista in tutto quanto il Paese. Io spero che persone che ci vedano da altre regioni di questo Paese si rendano conto dell'appello accorato che facciamo noi che rappresentiamo un certo partito. Il Paese, non vorrei dire una bugia, la televisione è vista in quasi tutto il Paese. In quasi tutto il Paese. C'è la cartina abbastanza, sì, benissimo. Posso tornare? Ci sono c'era Valdegamberi però prima, c'era Valdegamberi, finisce dicevo, spero che si rendano conto che si rendano conto. Posso intervenire? Certo, finisce Comacchio, Borghesi, poi do la parola e poi che finalmente il Paese che ci vede senza i filtri di quelle trasmissioni politiche per cui c'è sempre qualcuno che spara contro la Lega perché sostiene il governo, ecco, capiscano che la situazione di questo Paese si cambia soltanto se ognuno di noi e anche quelli del Sud fanno il proprio dovere, come lo facciamo noi altri veneti. Borghesi. No, stavo pensando, intanto che parlava, premesso che lì abbiamo fatto una tabella di soldi da recuperare. È vero che ci sono 5 regioni più ricche delle altre, ma in valore assoluto sono anche quelle dove è più alta, in valore assoluto, non sto parlando di percentuali, è più alta l'evasione fiscale.
Quindi se c'è da recuperare dei quattrini dall'evasione è soprattutto in quei 5 paesi. E poi la Lega sta facendo questi discorsi, ma poi l'altro dato era quello della corruzione, e quando arrivano in aula decisioni che attengono gente che ha compiuto atti legati alla corruzione o indagata per corruzione, da Bertolaso a Milanese, eccetera, li salva sempre, perché questa è la realtà. È la Lega che ha salvato personaggi implicati in vicende di corruzione in questi 3 anni. Subito con e le allora motivazioni bisogna che ha anche dato essere Bossi. conseguenti e coerenti Sono stati salvati non perché la Lega volesse salvare quello, era giusto che andasse a giudizio. Sono stati salvati perché era uno dei motivi per cui poteva cadere il governo. La Lega ha detto no, adesso si va avanti, ci sarà tempo dopo per fare eventualmente ma giustizia. sono stati mandati in galera o no, solo per motivi politici? Insomma, non per guardare, così è stato così. È stata una scelta politica, perché ma non è tanto bello, voglio dire. Non sarà stato bello, ma piuttosto che cada il governo e vada a rotoli il paese, in galera uno, è stata una scelta, come dire, saggia. Valdegamberi. Ma prima, ascoltando l'intervista del caro amico Luca Zaia, era in maniera ironica? No, ma è amico perché è molto simpatico, perché è un bravissimo attore e sa veramente raccontarla bene, far credere che insomma il declassamento del Veneto è sempre colpa di Roma. Ma dobbiamo ricordare che la Regione Veneto è il peggior pagatore in Italia. Chiedete a un imprenditore, a un ente, a un comune quanto deve attendere i soldi della Regione. Stiamo superando, gli ultimi anno e mezzo abbiamo superato i 2 anni di attesa. Ci sono da cittadini che attendono i soldi, imprese che attendono i soldi, tante imprese che stanno per fallire per causa della Regione. Poi dice facciamo il credito alle imprese, bravo venditore, diamo credito alle imprese, con le imprese che tu stesso non paghi. Ecco, ci sarà il patto di stabilità, ci saranno tanti motivi, ma sta di fatto che si sta attendendo, è il peggior pagatore in Italia, e il patto di stabilità c'è in tutte le altre regioni. Volevo anche dire che poi sul lato degli risparmi, detto quando c'è ma queste cose qua ho fatto delle interrogazioni, sono già state dette in aula, quello che sto dicendo adesso con dati e numeri e cifre. Una cosa che volevo rimproverare è che non si può fare i moralisti sulla stampa, sui giornali, e poi il mese di luglio, non 2 anni fa, quest'anno, mese di luglio 2011, se vuoi porta in trasmissione che le delibere, trovato 1 milione di euro che il mese di luglio in marchette, in feste, in iniziative, in base a una legge sull'identità veneta che abbiamo chiesto l'annullamento, compreso qualcuno di maggioranza, abbiamo depositato un disegno di legge per annullare questa legge, non perché ce l'abbiamo contro l'identità veneta, perché i soldi sono usati per fare la festa della salsiccia, la festa della grigliata sulle spiagge. A Portogruaro per la grigliata sulla spiaggia 100.000 euro di contributo, per la consulenza, sono documentati. 100.000 per la grigliata, ma sì, ti posso, guarda, Posso dire una cosa? Querelami se dico il falso, scusami. No, finisco il ragionamento. Abbiamo speso altri 50.000 euro per la festa della Rua a Vicenza, per tante altre feste festiccioli in momento di difficoltà, e poi non abbiamo i soldi per i sociali, non abbiamo i soldi per le famiglie. Fai demagogia. Per cortesia. Hai governato tu in regione Scusami, posso? Io non c'ero neanche l'ultima delibera della Giunta, non c'ero neanche perché 150 milioni di euro dalla Giunta 3 mesi prima. L'ultima delibera non è neanche fatta io, quindi non ho nessuna responsabilità. Finisco, scusa, 1 milione di euro solo lì, e poi viene a fare in TV l'angioletto, dobbiamo risparmiare perché i costi, fermo, ma chi ti lo crede? dico a tutti, lascio parlare lui, poi la risposta è d'obbligo, se parlate sopra a casa non vi si sto sente. dicendo che queste cose qua, domani ti mando un fax della delibera, non è un problema, non sto dicendo cose campate per aria, sono realtà. Allora smettiamola di fare la doppia morale, piangiamo in TV, e poi i soldi per gli sprechi ci si trovano sempre, purtroppo, perché lì c'è interesse di tornaconti politici, simpatie. Guarda, ecco, sta di fatto che questa è la situazione, occorre essere un po' più coerenti, i soldi, l'asticella si è abbassata, occorre cominciare intanto da queste somme qua a fare l'economia, non invece continuare a infierire sulla demagogia, che la demagogia non porta da nessuna parte. Poi per quanto riguarda sempre le imprese, abbiamo un Veneto, dicevo prima, che non investe più, non fa più investimenti, anzi si fa credito a quelle imprese che sono creditrici dalla regione stessa. Questo è il paradosso, perché la regione non paga, quindi gli fa credito, non gli dà i soldi, fa credito. Quindi questo mi pare che sia una barzelletta, ma su questo abbiamo anche una serie di società, di enti, di partecipate. Questo do ragione alla consigliera del PDL che ha detto prima un'osservazione intelligente, e anche mi pare quello della CISL. Oggi la politica, basta un assessore ai trasporti, basta l'assessore, che ne so, al sociale, non c'è bisogno di creare altre 10 società che esprimono con presidenti per esprimere la volontà politica. C'è l'eletto che esprime la volontà politica
politica, poi gli altri sono organi esecutivi e quindi togliamo un po' di consigli di amministrazione, pletora di consigli di amministrazione che si sovrappongono poi agli assessorati e molto spesso entrano in conflittualità. Ma Zaia li vuole tagliare? Non li vuole tagliare, questi Zaia non li vuole tagliare, anzi li abbiamo appena nominati. L'ultimo consiglio abbiamo appena fatto le nomine, quando ho chiesto, andate per i verbali, di non nominarli e di portare un disegno di legge che annulli questi consigli di amministrazione. E nessuno ha votato a favore, ci sono i miei emendamenti, scusa, nessuno ha votato a favore. Scusa, vieni Regione, Hai governato anche tu. Facevano loro risorse, oggi non ci sono più, dobbiamo prendere atto che bisogna fare sono d'accordo con te, possiamo però dire perché nel passato era così, continuiamo a fare così. Però io ho l'impressione che alla gente, questo scaricabarile non interessi alla gente. Punto alla volta. Certo, punto per tutto, sì, perché io ho fatto le proposte. Allora, le spiego, ognuno aspetti. Simonaggio ha parlato della regione, è un consiglio. Simonaggio, finisco. Non è monologo perché Valdegambari ha parlato poco, questa sera fatalità, ha parlato meno delle altre volte, sai. Ma cosa mi interessa le altre volte? Io parlo e cerco di dare rispetto a tutte le persone ospiti. Il Polaio non lo so, però ognuno dice la sua, è libero democraticamente. Io dimostro quel che dico. Allora risponde Comacchio, poi c'è la Buffoni, poi do la parola a Simonaggio. Comacchio. Allora, ecco, io non è che voglio fare la difesa d'ufficio della Regione Veneto. Certo, fa specie sentire Valdegamberi lamentarsi per, come dire, delibere da 1 milione di euro quando lui ha fatto parte di una giunta regionale con Presidente Galan che credo nell'ultima seduta di giunta hanno buttato ben 150 milioni di euro. Vabbè, non c'eri. Ero dell'UDC purtroppo e non mi voleva la Lega, quindi non so. Allora. Erano i leghisti a votare. Era fuori, lasciamo finire allora, tutti quegli enti inutili che tu dici andrebbero chiusi, li avete creati nel corso di questi 20-30 anni, darai il tempo che ci sia un percorso per cui si chiude. Infatti li stiamo aumentando. Proprio voi, dell'UDC, che quando c'era da nominare qualcuno nei consigli di amministrazione, ecco... Ma dove? Che siamo fuori da tutto? Quando? Proprio voi, ma dove? Cosa parli? Siete l'immagine della morte ma adesso, sapete fammi piacere che siete voi che siete l'immagine della morte, dell'incoerenza siete voi, l'immagine e coerenza, avete aumentato addirittura più il core, state aumentando gli enti per i posti nei consigli di amministrazione. Ma figurati, eravate gli occupatori, come dire, di professione di tutte le poltrone Valdegambari, ma per favore. Quello che vorrei spostare il tiro è questo, perché sennò questa discussione va avanti fino alle 11 e non mi piace molto. Però che non le piace capisco, però... no, ma non mi piace molto, spiego perché. Perché quelli che ci ascoltano molto probabilmente si aspetterebbero... Simonaggio, non è lei. Mi scusi, se c'è una discussione in essere è giusto che i protagonisti la terminino, poi parliamo che delle cose che deve dire lei. Ma quello che volevo provare a dire è questo. Allora, noi dovremmo evitare che c'è un rimpiattino, ma quando c'eravate voi, Allora, faccio un esempio. Nel momento in cui l'Italia entra nella crisi, che è una crisi mondiale, nel secondo semestre del 2008, lì bisognerebbe essere riusciti o averci provato a fare quelle che si chiamano politiche anticicliche. Faccio un esempio. Noi in realtà in passato quello però, ma ci arrivo adesso spiego perché lo dico adesso. Le politiche anticicliche sono quelle che nel momento in cui c'è la crisi tu ti prepari perché arriverà un giorno in cui la crisi finisce o rallenta e tu devi essere pronto. Allora noi in quella finanziaria lì mettiamo nella finanziaria dello Stato 100 milioni per i porti italiani, 43 porti. Poi siccome servono 50 milioni per il salvataggio di Tirrenia, la compagnia di navigazione dello Stato, i 100 diventano 50 per i porti e 50 per Tirrenia. Negli stessi giorni il solo porto di Amburgo, il solo land di Amburgo mette 385 milioni di euro per fare in modo che quando la crisi finirà il porto di Amburgo sia pronto a fare in modo a trattare 10 milioni di TEU. Noi a Venezia ne trattiamo 400.000, tanto per dare le dimensioni, e in tutto il nord Adriatico facciamo a malapena 1 milione, i famosi 5 porti del Napa. Allora, per chi da sindacalista guarda questi numeri dice molto probabilmente l'Italia ha sprecato 3 anni, servirebbe un po' di più di politiche keynesiane che permettono in qualche modo di rimettere in circolo
quel volano virtuoso che è fatto di investimenti, da domanda interna, da consumi, da lavoratori che hanno 100 euro in più in tasca, perché spendono qualche soldo. Per aumentare l'entrata delle risorse e tagliare alcune spese correnti per fare questo, è giusto? La politica, lo chiedo a Maurizio Saia, non risolve questi problemi che possono venire a Maurizio da destra e sinistra, invece di risolverli litiga. C'è una domanda che va al di fuori un po' del ragionamento, cioè vedo la discussione fra la Lega, il PDL e l'opposizione, una volta ci siede su un tavolo, Maurizio, arriverà forse quel giorno e tutti sono d'accordo per remare per salvare il Paese. Arriverà quel giorno, è un sogno di un cittadino, arriverà secondo te quel giorno? Ma io di solito sono ottimista, però io ti ho già risposto, Simonaggio ha detto delle cose importantissime che condivido, che tra l'altro mi sorprende anche sentire da un sindacalista della sua parte, o meglio della sua storia, non sua, della storia del suo sindacato, e condivido. Farei anche un passo più indietro, e cioè dove troviamo i soldi, come possiamo fare per veramente provare a rilanciare questo Paese in meccanismi e circoli virtuosi come uno dei 1000 di cui ha accennato lui in maniera importante adesso. È su questo che dobbiamo confrontarci, secondo me. Dopodiché in 5 minuti questa trasmissione si chiude. Io ho detto quello che penso e sono straconvinto che gran parte del Parlamento pensi così. Noi non abbiamo avuto il coraggio e non abbiamo fatto le cose quando c'era il tempo di farle e non c'era questa emergenza. Sono ancora le stesse le cose da fare e sono l'evasione, ci sono tutte le proposte che abbiamo fatto, ci si è persino sbizzarriti sui meccanismi, perché la lotta all'evasione, io forse non concordo con quei dati che hai detto prima, di solo 7 comuni, sono un bel po' di più i comuni, anche perché quella norma è stata fatta quando ero relatore io della finanziaria, ho seguito col comandante della finanza gli accordi che sono... In provincia di Padova. Sì, in provincia di Padova, che è una delle invece più avanzate negli accordi che sono stati fatti, agenzie, ma ce ne sono altri, ci si è sbizzarriti, lo scontrino fiscale col gratta e vinci come modello cinese, piuttosto che... cioè, sono venute fuori tante proposte, non dico che adesso la fantasia italica, ci sono tante cose che si possono fare contro l'evasione, ma le abbiamo sotto gli occhi di tutti, abbiamo le trasmissioni di denuncia in Rai 3, non mi interessa se è di sinistra, che sono lineari, che sono sotto gli occhi di tutti. Potremmo risolvere veramente tante cose in questo Paese in quella maniera. Noi abbiamo fatto un buon contenimento, ma abbiamo ammazzato lo sviluppo del Paese e non c'è la volontà di chi è a capo di quel dicastero di entrare in questa logica, e quindi bisogna che questo governo decida che questo ministro, lo dico perché so che la stragrande maggioranza dei parlamentari, anche se non tutti hanno il coraggio di dirlo, mi spiace dirlo Leandro, persino anche nel tuo partito la pensano così. Non si può più essere ingabbiati dai funzionari che guardano ad altre logiche e ad altri meccanismi che non interessano la povera gente. E c'è un problema di emergenza sul quale devono essere riviste molte delle politiche, ed è chiaro che deve esserci un nuovo governo per far questo. Qualcuno prima ha detto, forse un telespettatore, cominciamo a pensare ai problemi nostri, forse ripensiamo agli impegni internazionali, a tutte queste cose. Cioè, dobbiamo rivedere tante di queste cose. I tagli orizzontali hanno fatto un buon contenimento sulle tabelle, hanno fatto dei danni mostruosi. Noi abbiamo poi dei fondi perduti per 40 miliardi che sono là bloccati, che non vengono usati perché sono stanziati o tramite l'Europa o direttamente dai nostri ministeri, non vengono utilizzati purtroppo soprattutto da certe regioni. Io qua dovrei aprirti una pagina che ne facciamo 10 di trasmissioni. Perché bisogna abolire le province e perché non le regioni? Cioè noi siamo partiti col lato più debole, noi dovremmo ripensare il sistema costituzionale di questo Paese, forse ci accorgeremo che il problema non è proprio le province, che oltretutto sono le spese, vogliamo il federalismo, forse con le province l'avremo di più e le regioni le togliamo, forse ripensiamo che è stato fatto un errore, che sono diventati io non mi sono mai commosso un nanosecondo quando c'erano i presidenti, anche amici, ma tanto amici, storici anche del mio partito, dall'MSI in poi, che venivano a protestare sotto il Parlamento per Italia, non mi commuoveva. Hanno da tagliare ancora in regione, ma da tagliare a pedate. Quando io vado a Bruxelles vedo un palazzo lì, ma dico, ma siamo impazziti, della regione Veneto, poi... cioè ci sono tante cose sulle quali si deve tagliare, ma tantissime, e bisogna avere il coraggio, la burocrazia, i politici. Intanto tu voti politici, cominciamo a dire che il Paese qua siamo tutti responsabili.
perché bisogna stare più attenti, bisogna stare più attenti di che cosa fa il politico, non può essere una delega in bianco e poi aspetti, fammi parlare, ma sono un po' costretto. fammi parlare dopo, non lo riferisco a te, lo riferisco a tutti quelli che chiamano, dico i politici qua, i politici là, se che avevamo tutti i politici rimettiamo quelli che non fanno i politici, cioè non è in questa fase qua. È ovvio che bisogna avere la responsabilità di fare un passo indietro, infatti i balletti colpa mia, colpa tua non funzionano, non funzionano. Cioè è veramente una fase dove sinceramente dobbiamo comprendere che su tante cose siamo d'accordo. Perché mi rimando sempre al lavoro di notte, di giorno che viene fatto nelle commissioni? Perché c'è gente per bene, che forse lì magari lo stipendio è sempre troppo alto, ce lo siamo tagliati, continueremo a tagliare, eccetera, ma che comunque lavora, che sta facendo delle cose che vengono mortificate da decisioni, non solo dal Ministro, l'esecutivo è partito molto forte in questo governo e ha mortificato subito il Parlamento. Lo ha mortificato immediatamente, facciamo tutto noi, governo, mai visto, sfornato, cioè 300 leggi che ne eseguono del Parlamento, cioè tutto arriva arriva dal governo, ma forse c'è la democrazia, i meccanismi di equilibrio sono fondamentali e in questi casi è proprio fondamentale, in questo caso, nel momento di emergenza dove tu devi rappresentare il paese e hai la sensibilità sul territorio e sulle parti sociali di rappresentarlo questo paese, non può essere un uomo solo al comando, il ministro e 3 funzionari dietro che gli dettano l'agenda e ascoltando col telefono Bruxelles cosa dice o cosa non dice, che decide la politica economica di questo paese. Non può essere, non può essere. E se per cambiare queste cose deve andare a casa un governo, ci deve andare a casa. Non mi interessa se torna Berlusconi, dopo benissimo Berlusconi, ma deve esserci una collegialità in un momento di emergenza che debba ascoltare seriamente e sinceramente. Io oggi, stasera mi ero portato gli emendamenti, volevo proprio farvi vedere come, ma non dall'ultima manovra di agosto, non dalla legge di stabilità dell'anno scorso, non dalla manovra di luglio dell'anno scorso, ormai dall'inizio della legislatura sono in fotocopia. Sono le stesse proposte, degli approfondimenti tecnici veramente seri, che tra l'altro spaziano su tutti i settori. Vi potrei parlare della sicurezza, vogliamo approfittare di capire che siamo l'unico paese al mondo che ha sta follia di decuplicazioni di forze dell'ordine, non ha più escape a benzina, ma abbiamo 8 caserme al metro quadro. Un paese come la Spagna, che ha avuto una dittatura per 60 anni, ha fatto prima togliere la Guardia Civile, a smilitarizzarla, ha fatto un unico ministero, la Francia lo stesso, e qua non riusciamo, e quando ne parli nei convegni dove spesso vado di sicurezza, te chiama subito il generale, il prefetto. È un paese che non si cambia, è un paese che non si cambia. Forse è una piccola cosa, ma forse dopo anni che ne parliamo, passa una legge sulla sicurezza urbana, fra qualche mese. E sai come passa? In questo casino, si può dire casino, sì, in questo casino politico passa con 2 deficienti, uno sono io e l'altro è un senatore del PD, Barbolini, che viene dal Partito Comunista come io vengo dal Movimento Sociale, che hanno lavorato insieme in sto casino, dentro la commissione, e stanno facendo una legge bipartisan che vogliono i sindaci, che vogliono le categorie, i cittadini, che vogliono le polizie locali, che vogliono le altre forze dell'ordine. Sistemiamo l'ordinanza sbagliata del governo, ma non tanto da Maroni quanto dai funzionari che gliel'hanno preparata, perché là potremmo aprire un altro capitolo di cose che bloccano i prefetti, i funzionari dentro i ministeri, non quelli che sono in prima linea, che si devono tirare sulle maniche, incontrare i lavoratori, incontrare i sindaci, che non ha skate, eccetera, eccetera. No, finisco subito. E riusciamo forse a fare sta cosa in una situazione così. Allora si può fare delle cose bipartisan che servono a tutti, smontando e facendo tutti un passo indietro. Maurizio, sei parlato tanto, però non parlo più io dopo, preferisco dire poche cose. 2 considerazioni faccio dal tuo ragionamento. Hai detto possiamo chiudere la trasmissione fra 10 minuti, e nello stesso ragionamento hai detto possiamo farne altre 10 trasmissioni, cioè quanto è complessa la politica. E hai detto un'altra cosa che la trovo interessante, che tu di estrema destra cioè assieme a uno di estrema sinistra, in questo caso termine, oppure di sinistra con la destra, avete fatto qualcosa che ha unito una serie di esigenze che andava bene a tutti. Quindi Maurizio Saria vuol dire che se la politica vuole, fa. Vuol dire che se la politica gli uomini vogliono,
scriverti un libro vuol delle dire difficoltà, che, lo so, ma vuol è dire che se difficilissimo. vogliono, se tu hai fatto questo assieme a uno di sinistra, vuol dire che nella vita e nella politica, è la domanda che ti ho fatto prima di iniziare il tuo discorso, se un giorno mi Ma mettete era in una un cosa che si tavolo, poteva fare in 3 mesi ed è da 3 anni che ci siamo sotto. ma siete voi, ma non è che siamo noi, senatore Saia, è lei che è lì. C'è un sistema, i meccanismi. Dagliela, c'è la pubblicità, io la chiamo e decido. Lui ha Però, detto c'era una riforma che avrebbe senatore, mi scusi, sburocratizzato tanti meccanismi. Siete voi che siete a Roma che dovete sistemare queste robe qui, i senatori e gli onorevoli, siete voi che andate in Parlamento, opposizione o che è al governo. Se non lo decidete voi, chi lo decidiamo? Noi, il cittadino, chi lo deve decidere? Dovete deciderlo voi. Teste, e siete tante teste, allora diminuiamole, cioè fate qualcosa per sistemare tutto quello, perché siamo tutti, mi sembra che nei ragionamenti che fate siete tutti d'accordo, perché se Saia dà ragione a Simonaggio che era l'opposto politicamente, vuol dire che quando uno ha ragione in una cosa si dà ragione, e io credo che nella politica ci siano tante cose che possono andare tutte per lo stesso verso. Non mi chiedo perché un politico la vota rosso e un politico la vota verde o nero, al di là del colore. Elisabetta, ricordiamo i numeri. Sì, potete chiamarci allo 049 80 777 53 oppure potete mandarci gli sms al 345 33 41 171. Torniamo tra poco. Pure ha detto perché non parliamo che delle donne, avete tutti ragione, bisognerebbe parlare di tanti argomenti, sono tutti scontanti. No, ma io ho l'impressione che agli spettatori che ci guardano da casa poco importa delle beghe di palazzo, degli scaricabarini, invece i problemi veramente importanti sono quelli di cui non si parla, che è l'occupazione femminile. Non abbiamo parlato di scaricabarile. Che è un'occupazione femminile. No, ci sono telefonate molto importanti che hanno detto che stanno morendo di fame quasi, e non era tanto però della situazione delle donne non se ne parla, la telefonata, non se ne parla abbastanza. Perché non segue TV7 Trivelta, perché ne parliamo spesso. Stanno morendo di fame. Telefonata. Sì, prego. Telefonata, sentiamola. Pronto? Quella trasmissione, no? Pronto? Pronto, Elisabetta è collegato con noi? Sì, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Franco Venuto, telefono da Reggio Emilia. Prego. Vedete, vi vedono Viterbo, Reggio Emilia, Udine, dappertutto. Prego. Se abbassa il televisore la sentiamo meglio, ci sente meglio anche lei. Sì, volevo dire solamente, sono tutte chiacchiere quello che stanno dicendo stasera. Prego. Continui. Perché questo governo, premetto che io non sono né di destra né di sinistra. Da qualche parte sta. Da che parte sta, chiede la Buffoni, da che parte sta? Né di destra né di sinistra, però questo governo sta facendo benissimo. Meno male. Se non abbassa il televisore. Se non abbassa il televisore, qui il ritorno capisce dopo tanto. Se può accelerare ho abbassato tutto il televisore. Perfetto, prego. Comunque questo governo sta facendo benissimo, le priorità sono fare la legge sull'impedimento, fare la legge per le intercettazioni, fare la legge per non andare in galera Berlusconi, fare il ponte di Messina quando a Messina ancora c'è un binario solo e il porto di Messina fatiscente. Poi vorrei dire al consigliere della Lega che parla tanto dei meridionali. I meridionali sono gente che lavora. Io è 30 anni che abito a Reggio Emilia e 30 anni che lavoro e pago le tasse. Bravo. Poi l'unica legge che ha fatto bene Berlusconi è quella di fare 3 milioni che non vanno in galera oltre 3 milioni, perché uno che vale 2 milioni e 900 mila non va in galera. Perché non fate come in Germania, superate i 50.000 euro si va in galera? Bene, è stato fatto delle proposte, sentiremo. Borghesi, ringraziamo i nostri spettatori, sentiamo la risposta anche a questo telespettatore da Reggio Emilia che praticamente... Anche questo, scusate, anche questo è sintomatico perché è stato un balletto per far sì che di fatto anche il grandissimo evasore non venga mai toccato. E ritorno al discorso di prima, io definisco questo il governo protettore degli evasori, perché quello che hanno fatto in 3 anni
hanno tolto le norme che avrebbero potuto dare la tracciabilità dei pagamenti. La tracciabilità è fondamentale per combattere l'evasione. Adesso vogliono reintrodurla portandola a 2.500 euro, ma bisogna andare ben più in basso se si vuole davvero beccare chi evade. Torno ancora un attimo sul discorso di prima delle società partecipate, ma voi sapete che in Italia gli enti locali hanno 6.500 società partecipate con 25.000 amministratori. Anche qui noi, quando abbiamo in giugno presentato la nostra contromanovra, abbiamo fatto due conti: si potrebbe risparmiare anche qui 2 miliardi di euro all'anno. Noi dicevamo, con i costi della politica, 15 miliardi all'anno, e volevamo dire e darne 7 o 8 ai lavoratori dipendenti sotto forma di aumento delle detrazioni oppure con gli assegni familiari, e darne la metà alle imprese per tagliare l'IRAP, che è un'altra tassa schifosaccia, perché è una tassa che colpisce persino il lavoro che pagano le imprese. Ecco, noi facciamo queste proposte, ma poi dall'altra parte non c'è nessuno che le voglia, e non è detto che ci sia la volontà politica di tagliare i costi della politica. Ho già detto, quando abbiamo portato l'abolizione delle province hanno detto di no. Quando io sono riuscito a portare in aula il voto sui vitalizi ai parlamentari, credo che un cittadino... No, è una cosa inaccettabile pensare che deve lavorare 40 anni per andare in pensione, mentre in Parlamento con 5 anni si va in pensione. Allora ho costretto la Camera a votare. Erano presenti 525 persone, ci sono stati 22 voti favorevoli, quelli di Italia dei Valori, 6 astenuti, 4 astenuti e 490 voti contrari, perché poi questa è la realtà dei fatti che la gente deve sapere. Quindi vuol dire che i politici interessano ovviamente a salvaguardare il proprio stipendio. Sentiamo la telefonata. Elisabetta, pronto? Pronto, buonasera, sono Maria dalla provincia di Verona. Prego, signora Maria. La situazione dell'Italia è dipinta sul volto di Borghesi questa sera, proprio il suo volto traspira dolore di noi italiani. Saluto Borghesi, saluto Stefano Valdegamberi, che sono di Verona tutti e due come sono io. Allora, ecco lì che adesso, era inquadrato il marziano un secondo fa. In studio avete un marziano questa sera. Intanto onore al conduttore che ha un pensiero libero, complimenti. Grazie. Allora, il marziano che avevate inquadrato prima, perché lì in studio c'è un marziano, girate che ve lo dico chi è. Comunque quello della Lega, sembra che sia stato sulla Luna fino a un'ora fa. Certo. A sentirlo parlare è una cosa, guardi, che non si può più ascoltarle. Faccia la Siete domanda al governo signora. con Berlusconi, siete al governo a Roma. Salvate questo governo, salvate i delinquenti per salvare il governo. Sembra che adesso, spero non sia vero, volete fare un condono fiscale tombale. Spiegate ai cittadini cosa vuol dire condono fiscale tombale. Vuol dire mettere un coperchio su tutti gli evasori e infilare dentro anche un condono edilizio. È appena successo una catastrofe, un disastro a Barletta, proprio perché magari qualcuno ha tagliato. La domanda, signora Maria, devo... Comunque, sentire la Lega dire che il guaio dell'Italia è la burocrazia, che il guaio dell'Italia sono chi non collabora con voi, siete voi al governo con una maggioranza, per favore basta, è ora che vi vergognate. Buonasera. Vabbè, grazie alla telefonata, signora Maria, vi dico che tutti vi prendete responsabilità, ovviamente abbiamo numeri di telefono di tutti coloro che chiamano, perché li chiamiamo noi, la risposta è d'obbligo Comacchio. Il guaio dell'Italia, signora, delle persone che non capiscono da dove nascono i problemi. Lei, per esempio, mi scusi, ma è una delle signore che di questo paese non hanno capito nulla. Ecco, noi siamo al governo perché siamo stati messi lì dai cittadini, intendiamo restarci per fare finalmente delle riforme. È chiaro che non è facile, è chiaro che non è facile. Il guaio di questa Italia sono i costi di questo paese. Noi stiamo tentando con una riforma che si chiama riforma federale dello Stato di cambiare le cose. Lei pensa che se cade il governo Berlusconi le cose cambino soltanto perché vanno al governo quelli del PD o quelli dell'Italia dei Valori? Che cosa pensa che possano fare di diverso, signore?
Va bene, ha dato la risposta, ho la telefonata e poi Valdegambari, poi Benvenu perché ho visto che non era d'accordo Paolo Benvenu non era d'accordo con il ragionamento di Saia. Sentiamo che abbiamo al telefono, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, parla Giorgio Da dove chiama? da Padova. Prego Giorgio. Senta, io vorrei rivolgermi al rappresentante della Lega. Diceva prima che per salvare la nazione ha fatto passare la legge che salvava quelli che dovevano essere inquisiti. Ma per caso salvata la nazione anche quando ha fatto passare quelli che non hanno pagato la quota latte, caricando sulla collettività i costi di quello che dovevano pagare loro? Poi volevo fare un'osservazione, ma se è vero che il 70% dell'evasione fiscale è a carico dei lavoratori autonomi e il 30% dei dipendenti, perché allora non caricare l'aumento delle tasse del 70% a quella categoria e il 30% ai lavoratori? Grazie. Grazie Giorgio, risposta Valdegambari, poi Benvenu. Se siete brevi tutti, così sì, parliamo tutti. Prego. Volevo fare un appunto sul discorso fatto del federalismo. Se diamo una risposta Sì, però al telespettatore. Sono andato a pagare la polizza RC Auto ieri, mi sono trovato una tassa in più, che è l'imposta federale provinciale. Ha cambiato macchina? No, la polizza, ha rinnovato la polizza. Sì, ha cambiato. ma ho fatto una domanda così. No, sempre quella l'auto. Smussare i toni, si dice. Voglio dire che mi sono trovato una tassa in più da pagare, o meglio un aumento di una tassa provinciale che è una tassa federalista. Ma lei era l'autista, la macchina No, la macchina blu, mia, la macchina mia, quella a casa mia, la mia macchina. Ho pagato una tassa in più quest'anno, che è quella della provincia, che la provincia di Verona ha messo una tassa federalista. Quindi se questo è federalismo, e qui parliamo solo, basta solo questo per capire insomma cosa vuol dire. Per quanto riguarda l'appunto fatto, credo che abbia sicuramente ha una logica, insomma io credo che occorre oggi, basta dire le cose ma farle con un po' di coerenza. Non si può continuare oggi per salvare il governo faccio questo, per fare questo machiavellismo della politica non regge più. Ecco, io sono d'opinione che bisogna dare un segno di discontinuità, e in questo sono un po' anche vicino a quello che ha detto Saia. Occorre un momento, un governo allargato di responsabilità che faccia nuovo. Oggi questo governo qua ha dimostrato di non saper governare, ci ha portato nel baratro. È stato eletto questo governo, Io voi non potete pensare, siete stati bocciati dagli italiani, non potete pensare di andare a governare, siete stati bocciati dagli italiani. Allora governate, ma non mandateci in fallimento, non mandateci in fallimento, governate, fate le leggi che servono, non passate intercettazioni, legge della persona, fate le leggi che servono, fate le leggi che servono. Guarda che se andiamo nel baratro, noi perché siamo stati votati dobbiamo andare tutti nel baratro. Casini, Di Pietro, noi siamo all'opposizione, ma neanche il condominio. Noi siamo all'opposizione, noi non vogliamo mandarvi a casa, vogliamo che governiate, vogliamo che governate, questo vogliamo che governate, questo vogliamo, non vogliamo mandare in casa. Ma poiché non state governando, piuttosto state a casa. Marina Buffoni, fermo, Marina Buffoni. Io credo, siamo in chiusura, ma credo che ormai siamo tutti... No, non siamo bene. Allora abbiamo più tempo, bene. Capisco Buffoni perché sono in netta minoranza questa sera e devo alzare molto la voce. Io capisco Buffoni che lei è al governo, però decidere che l'orario di chiusura è un po'... No, volevo soltanto precisare, è chiaro, siamo tutti d'accordo che ci deve essere un taglio dei costi superflui, ma non dobbiamo solo puntare sulla quantità, dobbiamo puntare anche sulla qualità, e parlo di enti, parlo di partecipate degli enti locali. Io ho fatto una battaglia nel mio comune a Conegliano perché una partecipata fosse venduta, perché questa partecipata sembrava che stesse non creando utili, nemmeno andando a pareggio. Con il tempo risultò infatti che costò alla popolazione coneglianese ben 4 milioni di euro di buco. Quindi dobbiamo dire sì, tagliamo la quantità, ma tagliamo anche la qualità. Non possiamo avere negli enti locali, nelle partecipate, in questo caso nelle società, persone che sono soltanto nominate dalle segreterie di partito. Dobbiamo avere quantomeno delle persone che abbiano delle competenze manageriali e che quindi si prendano la responsabilità del proprio operato. Ma io vorrei che decide questo.
Lei parla da un esponente del partito che governa l'Italia. Guardi, io le mie battaglie, le ho fatte, mi prendo la responsabilità di quello che faccio io, non posso... La mia domanda... rispondo per me. Lei ha detto, scusi Paolo Bevegnu, lei ha detto una cosa giusta. Io le domando, chi è al governo per decidere questo, di togliere, di fare quello che ha detto? È lei che deve farlo, è il partito suo. Se non lo fate voi, cioè voi fate una cosa che solo voi potete... No, solo Ma voi... è un appello che ma le faccio spiego, a chi governa. Ho capito. Allora, governa lei. Cioè lei qui è un esponente, scusi... Ma dobbiamo far capire anche alla gente. Queste cose le dobbiamo far capire alla gente. No, ma bisogna per capirle, scusi Bevegnu, per capirle, Marina Buffoni, credo sia una cosa molto semplice. Lei denuncia una cosa che lei fa. È una cosa che non sta in cielo e in terra. Lei deve risolvere quel problema. Dico lei, il suo partito deve risolvere quel problema che lei ha detto. Perché lei è il governo. È talmente semplice che non capisco da cittadino perché sia così difficile risolvere un problema e perché un esponente del partito che governa l'Italia lo denuncia, che risolvi i problemi. Certo, io lo denuncio e credo anche che sia risolto. Elisabetta, abbiamo la telefonata o no? Sì. Sentiamola, pronto? E cosa vuol dire? Perché una è maggioranza Pronto? deve stare Scusate, zitta. pronto? Non sono una yes woman, non lo sono mai stata e non lo sarò mai. Simonaggio, pronto? Non c'è, Elisabetta se me lo dice. Posso dare un contributo? Paolo Bevegnu, apprezzo molto quello che ha detto l'assessore Buffoni, lo apprezzo tantissimo, credo che abbia ragione, non possiamo fare carico a lei di quello che combina il PDL, però è molto interessante che lei è abile, onorevole, molto dica abile, delle cose è molto abile. anche contro il suo partito, come farei io se il mio partito prendesse delle posizioni sbagliate, per cui l'apprezzo molto. Proprio a questo proposito, visto che è lei che ha richiamato l'argomento, come mai il decreto Mastella voi l'avete votato e adesso invece questo decreto legge sulle intercettazioni state facendo una barriera? Noi non l'abbiamo votato, ma sì, non voglio l'Italia aprire dei un altro Valori fronte. lo votò, 441 favorevoli contro 7 astenuti. Perché se si parla di L'Italia dei coerenza... Valori non ha votato il decreto Mastella, tant'è che poi è caduto il governo. Sì, che l'ha votato e come Mastella non c'era, ma l'Italia dei Valori lo votò. Ma mi scusi, c'ero anch'io in aula, non l'abbiamo votato. Mi sono una chiarezza, una curiosità mia. Mi scusi Borghese, rimane Mattia, rilasciamo tutti e due inquadrati, perché c'è una cosa che io voglio capire, sono curioso. Allora, la Buffoni dice che l'hanno votato e Borghese dice che non l'hanno votato. Io voglio sapere com'è la storia vera. Me lo dite così rapidamente. Se lo faccia raccontare dall'onorevole. Basta andare a vedere. Ma basta andare a vedere l'opposizione quando era in maggioranza votò un DDL nel 2007, votò un DDL Mastella, chiamato DDL Mastella, che praticamente riassumeva tutte le linee guida del decreto sulle intercettazioni che si sta votando in Quindi l'ha votato? Esatto, lo votarono 447 sì e 7 astenuti. Non è esattamente così. Stavano con Mastella anche DS e Margherita, cioè, che prima ancora, vabbè, ma Mastella, scusate, dove sei? Questo è ben diverso. Mi scusi, ha ragione Borghesi, do ragione a Borghesi, non era Italia dei Valori. E ha sorpresa anche l'Italia dei Valori. Dai, non possiamo nasconderci dietro a questo decreto. Vabbè, le do la copia del comunicato stampa. Lo sa Buffoni perché ho fatto questo chiarimento. Perché delle volte da bambino, quando guardavo la televisione, vedevo i politici in televisione, no? Dicevano una cosa e l'altro diceva l'altro. Io da casa dicevo chi ha ragione e nessuno mai dei conduttori riusciva a far capire chi aveva ragione. Allora io, dato che ho l'occasione di avervi qui, che avete fatto questo... Il piccolo te c'era Togliatti, Di Pietro nel 2007... Ma cosa stai dicendo Maurizio? Di Pietro nel 2007 non c'era, ma i suoi c'erano. Telefonata, sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Roberto da Padova. Prego Roberto. Ecco, senta, una cosa, volevo parlare con il signore della Lega. Lo inquadriamo subito, prego, faccia pure la domanda Roberto. Prima di tutto volevo sapere una cosa che molto ci inquadriamo Comacchio, grazie Mattia. Il Bossi ha abbacciato la bandiera italiana per diventare ministro, va bene? Ha abbacciato la bandiera italiana e nel Veneto invece cosa fa? Ne sbandiera un'altra. Dopo tutti quanti quei fazzoletti verdi che si portano lì, non li capisco affatto.
Seconda cosa, il bilancio, che non c'è più il falso in bilancio, e che è una cosa importante, e nessuno ne parla più. Come fa la Lega, che ha parlato di Roma ladrona, incominciare a stare a Roma a fare la ladrona e venire di qua a parlare degli altri con un'altra lingua? Ladrone sarà lei, scusi. No, ha detto Bossi, no, ladrone sono io. Bossi ha detto Lega, che io Roma le assicuro era ladrona, che la Lega non va a Roma a fare la ladrona, Fermo, quindi ladrone Leandro, sarà lei. salutiamo il telespettatore, salutiamo, perché... ringraziamo tanti anni, caro signore. Roberto, ringraziamo compagno, ascolti il compagno Roberto. Compagno Roberto, il problema è, voglio dirvi questo. Roberto, la cosa è questa. Roberto, hai finito, compagno? Fermo, Comacchio. Roberto, se è breve, perché altrimenti abbiamo altre telefonate. Prego. Io penso che dalle piccole cose, non dalle grandi cose che avete parlato tutti questa sera, e tutti hanno detto qualcosa di importante, va bene, destra, sinistra, chiaramente, dalle piccole cose si possono aiutare le persone. Per esempio, io sono un handicappato a Padova e devo andare quasi sempre in ospedale, va bene? I posti per handicappati all'ospedale sono occupati, questo mi hanno detto, da 40 al 50% da persone che non dovrebbero occuparli. L'ho chiesto a un vigile urbano. Colpa della Lega ladrona anche questo? No, stia attento un attimo, adesso non mi faccia perdere tempo, perché il signore che conduce bene e devo finire questo. Mi dice che nei posti per handicappati il 40-50% non dovrebbero esserci perché mettono la macchina là e loro lo sanno. Ho chiesto a un vigile, ma perché non fate controlli? Ma certo, ha detto il vigile che era lì, facciamo un controllo ogni tanto. Come ogni tanto? Fateli per 15 giorni consecutivi e vedrete che quelle macchine vanno via. Mi ha detto no. Grazie Roberto, questi sono problemi che ci sono in tutte le città e sicuramente saranno risolti. Risposta da Obbligo Comacchio, poi la Benvenu, poi Simonaggio. Guardi, se lei pensa che noi della Lega siamo così fessi da stare qui sul territorio a fare le nostre proposte, quando le decisioni si svolgono invece a Roma, ecco, c'è stato un periodo in cui la Lega aveva deciso questo, ti ricordi Maurizio? No, Roma Polo, no Roma Olivo, alleanze con nessuno, eravamo sempre all'opposizione. Adesso, caro signore, caro Roberto, abbiamo deciso che soltanto andando nella stanza dei bottoni si possono cambiare le cose. E mi creda, come diceva Maurizio Saia, che tocca i problemi giorno per giorno, per cambiare questo paese è tanto difficile. Allora, se Bossi ha giurato da ministro, lo ha fatto perché intende con questo andare a Roma per cambiare le cose per il nostro territorio, per il nostro Veneto. E dopo tutto quanto il resto mi scusi. Perché la Padania non esiste, quindi... Fammi dire Dorove, solo quando candivo gli altri Roma cambia le cose. No, ma io non voglio andare a Roma, guarda, non mi interessa neanche un po'. No, io sono preoccupato, adesso voglio dire, solo per gli altri partiti deve essere legittimo. Basta, non parlo più. Benvenuti, dice la cosa, il nostro telespettatore attende un attimo. Chiedo gentilmente al nostro telespettatore di attendere, parla Benvenu. No, sono preoccupato, no, voglio esprimere solo una preoccupazione. Voi avete intitolato questa trasmissione questa sera Tutti sotto scacco. Io pensavo che facessimo un ragionamento sulla crisi economica, sulla situazione disastrosa in cui si trova il Paese. Mi sono trovato a discutere su cose che sono importanti ma minimali, cioè nel senso che noi abbiamo ben altri problemi. Abbiamo la speculazione internazionale che tiene sotto scacco l'euro e in particolare il debito sovrano del nostro Paese. Abbiamo la BCE che ci manda una letterina che dice: se volete che noi sosteniamo l'acquisto dei titoli di Stato italiani sul mercato, voi dovete fare questo, questo e questo. Cioè ci dicono cosa, cioè non è che il governo Berlusconi farà delle scelte, dovrà conformarsi in linea di massima a quelle che sono le richieste della Banca Centrale Europea, lettera scritta da Trichet e da Draghi, in cui si chiede A, che vengano tagliate le pensioni, B, che si tagli ancora sullo Stato sociale, C,
che si metta a mano sostanzialmente agli statuti che garantiscono i diritti dei lavoratori in questo paese. Di questo non abbiamo discusso. Posso dare una risposta? Io penso che il livello della discussione, se è questo, vuol dire che siamo fuori, cioè nel senso che non siamo in grado di affrontare i problemi, perché si tratta di fare delle scelte molto chiare. Qua questi signori che governano devono dire se hanno intenzione di tagliare ulteriormente lo Stato sociale, di continuare sulla strada dei tagli ai diritti dei lavoratori, l'articolo 8 della ultima finanziaria, che di fatto permette alle aziende che si facciano contratti all'interno delle aziende che sono in deroga non solo allo Statuto dei lavoratori ma alla legislazione in generale, che si taglia ulteriormente sullo Stato sociale. Io mi chiedo se la discussione deve essere su queste cose qua. Mi chiedo perché se è così, se il problema è solo Tremonti, se il problema è solo Tremonti o le beghe fra la legge, cioè non abbiamo comunque spiego una cosa, chiudo, lo dico, faccio un annuncio. Fa l'annuncio, ha dato la colpa alla trasmissione, devo difendermi. No, non do la colpa, non è sua la colpa, è il livello della discussione della politica che è allucinante. Le spiego, è come dire, assolutamente inadeguato, capisci? È inadeguato, perché il problema è Tremonti, no, non è vero. I problemi sono molto più consistenti di quelli che noi abbiamo enunciato qui in questa trasmissione. Paolo Benvenu, lei è stato ospite nella nostra trasmissione, colgo l'occasione che per dirlo, mi dà l'occasione di dirlo. E la nostra strategia, il nostro modo di condurre questa trasmissione è: invitiamo le persone politiche e che al termine di questa trasmissione diano dei risultati, dicano quello che vogliono fare. E noi ogni volta prepariamo dei numeri, perché sui numeri si ragiona, giustamente come ha detto lei, delle tabelle che io ho tutte qui che non abbiamo letto, e immancabilmente ad ogni trasmissione, l'ho detto già quella scorsa, molto probabilmente per colpa mia, e chiedo scusa ai telespettatori, non riesco ad andare in quello che vorrei dire, perché io questa sera ho preparato le pensioni, ho preparato la disoccupazione, vuole che le dica i dati, che la disoccupazione sta diminuendo. Una critica che era anche un'autocritica, non è che faceva un'autocritica all'inadeguatezza della politica. Colgo l'occasione che ha ragione, perché vorrei che nelle trasmissioni che conduco, alla fine noi, io, i miei ospiti gentili che vengono a trovarmi, diano ai nostri telespettatori dei numeri con delle risposte. Domani mattina Saia va a Roma al Senato e quello che ha detto questa sera lo dice il Senato. L'onorevole Borghesi va in Parlamento e dice quello che ha detto questa sera in trasmissione. Questo mi piacerebbe, che alla fine noi in questa trasmissione dessimo delle risposte ai telespettatori. Mi è difficile perché, invitando tante parti politiche, la discussione immancabilmente va uno contro l'altro e spero un giorno o l'altro di portarla come voglio io. Mi è difficile, però ha inquadrato giusto nel ragionamento che ha fatto, che non abbiamo centrato. Ho la telefonata. Una cosa sola e poi non parlo più. Bene. Su questa questione qua, domenica noi facciamo in piazza una manifestazione, la nostra parola d'ordine è: manovra alternativa, il debito lo paghino quelli che hanno i soldi. Quei 60 miliardi là, i 120 di evasione. E via le mani dalle tasche dei lavoratori. Nessuna riforma delle pensioni. Queste sono le risposte che bisogna discutere, le cose su cui bisogna parlare. Poi telefonata, poi Simonaggio. Telefonata, sentiamola, pronto? Telefonata, sentiamo, fermo Paolo Benvenu. Telefonata, sentiamo. Telefonata, pronto? Leandro Comacchio, telefonata, pronto? Pronto? Se non ha messo giù, presumo ha messo giù, poverino. Pronto? Mi dica, Comacchio, respiro. Pronto, mi sente? Pronto? Sì, parla Mario da Padova. Mario da Padova, buonasera, mi scusi se l'ho fatta attendere, è colpa di Benvenu, prego. Senta, io dico che i leghisti fanno ridere. Hanno sempre stimato Roma ladrona e quando si trattava di inquisire qualche ladro li hanno sempre difesi. Predicano bene e rassano male. Va bene Mario, ho detto questo, Comacchio risposta al nostro telespettatore Mario, prego. Volevo rispondere a Benvenu. Simonaggio a Benvenu, perché tocca Simonaggio prima di Comacchio. Sì. La risposta al telespettatore perché ha preso in causa la Lega. No. Che cosa ha detto su... È stata una scelta politica lì, perché se il Parlamento avesse dato via libera, com'è che si dice, all'incriminazione, all'arresto, probabilmente sarebbe
sarebbe caduto il governo, la Lega semplicemente non voleva far cadere il governo, è stata una scelta Ma politica. io posso raccontare una cosa che mi sembra importante per la discussione economica? La dico così, noi avremo bisogno di un governo, chiunque governi, che abbia un'idea di politica industriale, perché se oggi chiude un'azienda, Porto Marghera ormai è un elenco continuo di aziende che stanno chiudendo, con un dramma sociale rilevantissimo. E cito ovviamente il polo industriale principale della nostra regione, per non parlare di disgrazie delle altre, così stiamo da noi. Il punto è che bisognerebbe avere un governo che ha un'idea per la chimica, per l'energia, per la navalmeccanica, eccetera. Vi faccio un esempio, così ragioniamo su un esempio. Noi abbiamo inseguito 15 capitani coraggiosi per salvare Alitalia. La conseguenza di quella scelta è che lo Stato paga 4 miliardi di euro i debiti della Bad Company e abbiamo dato un'azienda pulita con gli asset che funzionavano ai 15 capitani coraggiosi. Il risultato dopo 3 anni è questo. La società nelle prossime ore o giorni sarà di proprietà di Air France, che forse era meglio se quei 2 mesi prima veniva venduta e lo Stato incassava 2 miliardi. Ma non mi preoccupa solo quello, perché uno può... Guarda che mi preoccupa, che abbiamo una compagnia di bandiera che doveva essere una grande compagnia internazionale, che è diventata una compagnia regionale, che fa voli solo regionali, con un rischio che sto misurando drammaticamente in queste ore, perché se scende a un livello da Ryanair o da EasyNet, senza offendere gli altri, insomma, quelli che fanno la low cost, è probabile che sia una compagnia che ha abbandonato del tutto, come dimostriamo, le rotte internazionali per un paese che dovrebbe vendere turismo. Quindi siamo precipitati al 5° posto dei paesi che vendono turismo, ormai ci sopravanza in maniera definitiva, non c'è più storia, non solo la Cina e l'USA che sono 2 grandi paesi, ma ormai Spagna e Francia in maniera significativa, e abbiamo altri paesi di cui non faccio l'elenco che ormai sono diventati alla pari dell'Italia. Allora in qualche modo bisognerebbe pensare che una politica industriale, ho fatto l'esempio dell'Italia, della grande compagnia bandiera, di un'idea di portare i turisti qua, perché è indubbio che Air France sarà più probabile che li porta a Parigi piuttosto che a Roma o a Venezia. Ho citato questo caso qua perché avere un'idea di industria, in questo caso ho parlato di quella ovviamente della compagnia aerea, ma l'elenco potrei continuare perché non c'è un campo dove non ci sia una mancanza. Presupporrebbe che questo paese chiede di essere governato. Io non sto qua a dire qual è la soluzione migliore, io chiedo che ci sia un governo che governa. Questo ormai da molto tempo è occupato in altre faccende che con la politica, né quella industriale né quella economica, hanno niente a che vedere. Vabbè, allora abbiamo una telefonata prima di dare la parola a Antonio Borghesi, poi tra poco chiuderemo. Sentiamo Elisabetta, abbiamo, non ancora, va bene. Antonio Borghesi. No, non mi pare che ci sia molto da aggiungere. È evidente che questo governo non ha una visione di politica economica, soprattutto non ha fatto niente per la crescita e adesso continua a rinviare. Adesso hanno detto Borghesi, lo dite tutti, Prego? lo dite voi, lo dicono i sindacati, ma cosa succederà? Diciamo qualcosa ai nostri telespettatori, cosa succederà a giorni, Io credo a che la gente è stufa, lo ha dimostrato con i referendum e lo ha dimostrato facendoci raccogliere in poco più di un mese 1.200.000 firme per il referendum sulla legge elettorale. La gente adesso sta rispondendo e credo che tra un po' si alzerà, arriverà a Roma, se fossimo al tempo dei regni di Francia, con i forconi e probabilmente inviterà chi deve lasciare il posto ad andarsene, perché è un governo che ormai è morto e sepolto. È morto Marina Buffoni il governo? No, mi sembra che insomma sia ancora in salute questo governo. È chiaro che ci sono dei paletti che deve superare e non saranno sicuramente facili con questa crisi economica. Se poi ci mettiamo pure anche i sindacati politicizzati che bloccano il sistema economico e gli studenti che scendono in piazza e sono strumentalizzati, perché non ho visto nelle manifestazioni di oggi... Mi può dire un merito del governo, Marina Buffoni? Perché mi dice chi rompe le scatole, tra virgolette, però mi dia un merito a questo governo perché debba continuare.
Beh, un merito è quello di dare fiducia ai giovani. Sta dando fiducia ai giovani, all'imprenditorialità giovanile, però deve continuare su questa strada perché c'è ancora bisogno di sostenere l'occupazione delle donne e dei giovani. Ci sono delle agenzie governative, le porterò i dati. Maria, vuole spiego. Il governo non va nemmeno molto d'accordo con Confindustria, con la Marcegaglia non va nemmeno molto d'accordo con gli industriali. Beh, e meno male perché parliamo di industriali giovanile che cade in maniera verticale. Lei mi ha fatto l'esempio, ma parliamo di industriali che vogliono fare tanto la morale agli italiani e poi o vanno a delocalizzare in Cina, come abbiamo visto il grande patriota di Dalla Valle, oppure la Marcegaglia che in privato poi sistema i suoi affari poco chiari. Siccome ha detto che questo governo va d'accordo con gli industriali, io l'ho detto non mi sembra che vada molto d'accordo. Gli industriali non sono solo Confindustria, ci sono anche i piccoli, meno male che ci sono i piccoli imprenditori, perché consideriamo che il 90% dell'impresa italiana è al di sotto dei 10 mi sembra, dipendenti, nell'esempio mi sono permesso di dire questo perché mi sembra... perché quando si parla poi di questi grandi industriali che socializzano le perdite e gli utili se li intascano, beh, questi non sono gli industriali che in Italia vogliamo. Telefonata Simonaggio, sentiamo chi, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Fasson Gelindo, chiamo da Rosolina, provincia di Rovigo. Prego. Allora, vi seguo quando posso, vi seguo sempre perché la trasmissione la trovo molto interessante. Grazie. E come la sua seguo anche altre molte trasmissioni politiche. Purtroppo mi dispiace dirlo, sentire oggi i politici che parlano di tutte le classi, di tutti gli schieramenti politici è veramente qualcosa, oserei dire, di vergognoso. Non sanno fare un discorso concreto, uno dice male dell'altro. Il problema non si risolve parlando in questi termini qua, e chi vi parla è un soggetto che ha fatto tutta una carriera nell'ambito lavorativo. Sono partito da manovale, sono diventato dirigente fra le più grosse società di impiantistica industriale. Ho girato il mondo, ho diretto cantieri di alto livello e dovevo, quando mi davano il progetto, dovevo realizzarlo e portarlo a termine. Se voi, cari signori, venite eletti non per chiacchierare, ma per portare avanti dei progetti. Voi i progetti non riuscite a portarli avanti. Perché, cari signori? Siete solo dei politicanti, non siete politici. Controllate e salvaguardate solo la vostra sedia. Siete politicanti e molto probabilmente non conoscete neanche il significato di questa parola. Quando voi parlate, cercate di parlare qualcosa di concreto e non attaccarvi uno contro l'altro. Non risolvete il problema. È stato chiaro, benissimo, è stato chiaro. Risposto ovviamente a Valdegambari, a Buffoni, che è sempre facile attaccare gli altri, perché quando si sente una trasmissione televisiva non si vede il lavoro che viene fatto durante il giorno, quotidianamente, nel produrre ognuno nel proprio ruolo, e qui lancio spezzo una lancia che favore la politica. Io ho fatto il sindaco, ho fatto l'amministratore, ho fatto l'assessore, io sono una coscienza tranquilla perché ho sempre lavorato 20 ore al giorno e credo di coscienza, ho fatto delle riforme, e dove sono stato l'ho stato un buon segno. Quindi questo signore che si crede essere il più bravo del mondo, tra l'altro anche faccio anche l'imprenditore, quindi pensa di essere il più bravo del mondo, dovrebbe un attimo anche lui mettersi in politica e dare il proprio contributo, visto che è così bravo, e tutti dobbiamo apprezzare quello che saprà fare. C'è certa presunzione, bisogna un po'. Però presumo, scusi se mi intrometto e non è corretto, però presumo così, da un punto di vista di una chiave di lettura mia, che è il momento attuale che fa intervenire la gente che è arrabbiata contro i politici. Perché quando io ho messo questa cifra è perché siete in tanti e non riuscite a soddisfare le esigenze della gente, e oggi anche la gente normale si scaglia contro i politici, magari in maniera esagerata. Dico questo. Capisco che bisogna sempre trovare anche il capro espiatorio, ma la politica è un po' lo specchio della società attuale. Oggi il politico non è amato dal cittadino. Non è amato, ma è lo specchio della società, perché i politici fanno parte di una società, ormai è la società che conta di più.
l'immagine, conta di più il dichiarare, il far apparire che non l'essere, che non fare le cose. Purtroppo, perché un bravo amministratore che fa il proprio dovere, che lavora bene tutto il giorno e non partecipa al talk show, è fuori dall'aspetto mediatico, non va a fare le interviste come Zaia, eccetera, è un pessimo politico, non ha consenso, non viene riconfermato. Siamo in circolo vizioso, purtroppo, dove siamo stati vittima dell'aspetto mediatico. È cambiato il mondo. È cambiato il mondo, però bisogna, una volta i politici lavoravano, facevano le loro cose, discutevano nelle aule deputate alla discussione. Oggi la politica non si fa nelle aule del Parlamento, non si fa nemmeno nelle discussioni regionali, perché c'è un presidente che dopo una commissione che ha discusso per un anno sullo statuto, poi la mattina fa ma come tutta la vita Valdegamberi non deve stupirci, è normale, si fanno in televisione, non è serio, la politica deve essere riportata, deve essere portata nei luoghi dove si fa politica, come il lavoro si fa nelle fabbriche, si fa negli uffici, la politica va fatta nei luoghi deputati, non va fatta sparando a zero. Quando parte chi lo ferma. Valdegamberi è giusto, però è così, è sbagliato, ma è così. Non è più finita. No, dico adesso un attimo, dico solo semplicemente che il concetto è, fra poco che anche Sai lo mettiamo qui a condurre, il concetto è che anche nello sport, nel calcio, un allenatore oltre ad essere bravo deve andare in televisione. Sentiamo la telefonata che dopo Sai e ci dice tutto il contrario di tutto. Sentiamo la telefonata. Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, sono Ivan da Treviso, buonasera. Prego, signor Ivan. Vi stavo seguendo, una trasmissione interessante e mi piace la conduzione, questo lo devo dire. Allora io ho due punti da buttare sul piatto, così, per vedere diciamo, la risposta dei rappresentanti che avete lì. Numero uno, io vedo un governo che mi chiede 45 miliardi di finanziaria in 2 anni. Voglio sapere, con 90 miliardi di scudati, di capitali scudati che erano all'estero, del quale ce ne siamo riportati a casa solo il 5%. Tutti questi altri soldi che sono già stati rubati allo Stato inizialmente, non possiamo andare a riprenderci invece che andare a pescare nelle tasche mie, dei pensionati e della gente che lavora. Cioè, io voglio capire, è possibile che chi ruba questi soldi poi così se li vede tranquillamente ritornare indietro con la scusa che siano soldi che poi tornano verso l'economia italiana? Non tornano a me, non tornano allo Stato, tornano nelle tasche di chi li ha rubati. Una seconda cosa per quella signora che parlava di quello che ha fatto il governo per i giovani. Oggi nella mia azienda è stato l'ultimo giorno di lavoro per un mio collega. Cosa è successo? Che questo collega ha 20 anni, poveretto, è uno dei tanti precari. Questo qui lo assumono 6 mesi, poi lo lasciano a casa 20 giorni, poi lo riassumono 6 mesi, poi lo lasciano a casa 20 giorni. Cosa ha fatto questo governo per risolvere questa cosa? Il licenziamento facile, maggiore flessibilità. Se è il futuro che ci volete dare, non lo so, voglio sentire la risposta. Grazie a te, Frotta. Sai la risposta, dopo dove intervenire, dato che devi parlare, se diamo la risposta a questo telespettatore. La risposta sintetica è che bisogna creare un paese dove non ci sia né la tentazione né addirittura la necessità o la fuga di portare i capitali all'estero. Se tu hai un paese dove le tassazioni sono più basse, dove investire è produttivo, dove l'economia funziona un po' meglio di quello che sta succedendo in Italia, secondo me ci vorrebbe anche poco per farla funzionare meglio, è ovvio che uno non li porta fuori, perché quando sono fuori è molto complicato. Meccanismi nuovi come quello che non mi ricordo chi ricordava prima, la Germania, stanno nascendo perché con la Svizzera solo, perché la Svizzera sta morendo bancariamente, perché ormai il sistema internazionale impedisce che ci sia in casa, cioè in Europa, un meccanismo, diciamo, non dico illegale, ma comunque fuori dalle regole, e sta tentando di ripulirsi, sta richiamando i clienti stessi perché chiudono i conti cifrati, è sotto il ricatto dei dipendenti che portano fuori le liste, quindi c'è ormai un sistema che è saltato. Ma la Svizzera è più facile trattare con la Svizzera, io credo che sia più facile però impedire che i capitali vadano all'estero e soprattutto fare una lotta all'evasione non vera, pesantissima in questo paese, perché è insopportabile il senso di ingiustizia di vedere quello che tutti i giorni abbiamo sotto il naso, e sapete a cosa mi riferisco, la gente che non dichiara niente, che utilizza case pubbliche, che ha sovvenzioni e sostegni per gli asili nido o quant'altro nei servizi sociali e poi gira con macchine e macchinoni.
L'altra domanda qual era? Basta, devo chiudere. No, quello che doveva rispondere. Devo chiudere. No, io scusami, no, prima fai parlare Valdegamberi 18 ore. No, ti voglio dire una cosa, proprio un flash. Guardate, la gente come prima, che chiaramente ha i limiti dell'insulto verso i politici e fa di tutta un'erba un fascio. Tu hai solo una maniera ed è il dovere del politico, di mail sull'iPad, sul computer, tutti i giorni, noi politici, tutti, proprio random, ne arrivano a tonnellate. Pochissimi, e tutti quelli che credono di avere la coscienza a posto lo devono fare. Devono con forza riprendere il contatto con sta gente. Se io ti faccio vedere mail di gente che partita insultando con gli epiteti peggiori e tu non gli permetti che succeda questo, gli spieghi che cosa fai, che cosa non hai fatto, dove hai sbagliato, cioè dai trasparenza. Parlavamo prima di trasparenza, vatti a vedere anche sui siti dei parlamentari quanti mettono le dichiarazioni online e quanti non le mettono. Altro che, prima chi è che diceva bisogna fare la società, dovrebbe essere obbligatorio per legge. Io ho sostenuto le linee dei radicali quando questi dovevano essere tutti atti chiarissimi e trasparenti nella pubblica amministrazione, nei politici, di cosa voti, cosa non voti, cosa fai, quanto prendi, chi hai nominato, chi non hai nominato. Cioè, noi dobbiamo entrare in una logica di enorme trasparenza. Ecco perché sono sicuramente tra quelli che sono preoccupati della legge sulle intercettazioni e la Buongiorno, che è una grande donna, se si è dimessa vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando e aspetto di vedere. Ma la gente va ripresa. Se ti faccio vedere le mail ultime, quando diventi addirittura amico della gente che ti ha insultato, che ti chiede come sta andando, che vuole essere informato, che vuole venire a vedere al Senato, c'è la voglia di partecipare, ma c'è la necessità di dialogare e avere la pazienza di sapere di essere in una categoria in questo momento maledetta e devi avere l'umiltà di riprendere il rapporto col cittadino, se no questo paese è morto, è finito. Sono venuto qui vicino a Maurizio Sai, magari in una maniera anche non è... Cioè, io non sono più in un partito, dopo 39 anni faccio politica, non ho più un partito perché mi rifiuto di stare in un partito. Però, non elegante e non appropriata, mettendomi così perché non è bello, anche non è professionale, ma sono qui per chiudere il ragionamento di questa sera nel far vedere che quando si parla di politica poi il tempo non è mai abbondante o ad abbastanza. Allora, in conclusione, Benvenuto, la vede positivo il futuro dell'Italia? Una risposta breve a tutti, che così chiudiamo, o negativo ed è molto preoccupato? Io penso che siamo dentro una crisi, non è solo l'Italia paga il prezzo di questa situazione che è sotto gli occhi di tutti, ma siamo in Italia e in Europa all'interno di una crisi che durerà ancora molto e che di cui non si vede, insomma, certamente domani la soluzione. Pozzato. Mentre Simonaggio è il telefonino che squilla, già lo chiamano dappertutto, la CGL, lo chiamano dappertutto in Italia. Pozzato, era un'ora per la nuova conduzione. Era un'ora, no, lo conduce lui sicuramente, la prossima volta ha già detto che non va bene quel ragionamento, che il tempo è lungo, non bisogna dare le risposte. Lui, come Valletto Saia, perché ha già detto che non va bene la risposta, ho già deciso. Il programma è già fatto. Rapidamente, positivo o negativo il futuro? Il futuro è positivo perché chi è passato prima di noi ha affrontato crisi peggiori e ha trovato le soluzioni, ci ha dato questo paese qua meraviglioso. Quindi se noi pensiamo che sia negativo è meglio che chi ha responsabilità di rappresentanza se ne vada subito. Secondo, il titolo è indovinato perché secondo me il rischio è che tutti sotto scacco, cioè la discussione dove porta, le discussioni dove portano. Se tutti sono sotto scacco, l'uno tiene sotto scacco l'altro e questo è un problema di sistema. Noi saremo domani in piazza, non in sciopero comunque, a protestare su queste questioni, a partire dai costi della politica, perché non è antipolitica, ma ritengo che se non capiscono è il problema, non c'entra l'entità, ma se ancora e non parlano e non hanno mai parlato, per andare dentro allo stadio, uno che non ha soldi, gli dicono tu non vai. E chi ne prende 15.000 al mese alla tessera per andarci gratis, vuol dire che non hanno capito e quindi lì si deve cambiare. No, per dare una soluzione a lì a stasera. Cosa fare? Io dico questo, il coraggio dei privilegi, cavarli, toglierli, lo dico in dialetto, cavarli. Perché? Perché lo stipendio mensile
fa sì che possono comprarsi quelle cose. In mezzo a tanti uomini si è difesa bene, le faccio complimenti, è di carattere. A conclusione, positivo o negativo il futuro dell'Italia? Positiva, io sono speranzosa in un futuro migliore sia per i giovani che per le donne di questo paese, però non si può chiedere sacrifici solo ai cittadini, ai lavoratori, alle piccole imprese, ma i sacrifici li devono fare tutti. Valdegamberi, rapido anche tu, mi raccomando. Io sono per natura positivo, anche se le nere nubi che si addensano sempre di più all'orizzonte aumentano e prevedono piogge temporali. Vorrei però che... Dopo viene l'arcobaleno, viene l'arcobaleno, sì, però c'è bisogno però di l'Italia ha 1000 potenzialità. Gli italiani hanno 1000 potenzialità, quando sembrano ormai per terra. L'importante è che però si dia una discontinuità da un sistema che così non può andare avanti. Il governo che trascina tutti deve essere di esempio, deve cominciare a governare. Vogliono rimanere lì 2 anni, il governo. Onorevole Borghesi, onorevole, quando parla Valdegamberi mi preoccupa sempre. Onorevole Borghesi da Verona, così la ringrazio. Allora, positivo perché... Borghesi, aspetti un attimo Borghesi. Mi lasciano. Allora, positivo perché sono convinto che riusciremo a trovare la forza di abbattere le corporazioni e le lobby che tengono questo paese ingessato. Valdegamberi, quando era suo allievo, veniva a ruffianarsi per essere promosso? No, assolutamente. Era bravo o così? No, me lo ricordo come uno studente studioso. Va bene. Grazie, profe. Grazie onorevole del collegamento da Verona che è stato lì da solo. Grazie. A concludere, Leandro Comacchio, rapido, positivo o negativo il futuro? È ovvio che io penso che l'Italia e soprattutto noi altri veneti contribuiremo in modo pesante per far sì che questo paese ne venga fuori bene. Mi fa specie sentire quello del centro-sinistra. Positivo o negativo lasciamo. No, non torniamo più. Una cosa veloce. Non torniamo più dai Sani. Basta così. Fanno credere ai giovani che non ci sia futuro. Positivo o negativo, Maurizio? Sono per forza ottimista, anche se lo sono rabbiosamente, perché ci dobbiamo sempre ficcare nell'ultimo chilometro, sempre nelle rogne, quando potremo gestire le cose prima. Questo paese non impara mai ogni volta ad anticipare e a programmare le situazioni, ma alla fine è ottimista. Scusandomi ovviamente da darle da conduttore una battuta scherzosa. Certo, no, perché poi magari... Se si cambia indirizzo, se si cambia forse probabilmente musica, orchestra e anche direttore d'orchestra. Grazie a tutti di essere intervenuto a TV7 Match, è stata una bella puntata. Elisabetta, Paolo, Elisabetta, grazie. Grazie ai nostri ospiti e ai telespettatori che invito a continuare a seguire la programmazione del gruppo TV7. Grazie a tutti, appuntamento a venerdì.